Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano, salvandoti dal freddo di dicembre. E sei cresciuta bella da morire, piena di ingenuità, di inibizioni, virtù che io dovevo rispettare, invece di cadere in tentazioni. Bimba mia, bimba mia, bimba mia. Forse ho sbagliato a darti troppe cose, ma un uomo innamorato non ragiona. Io ti ho cullata in letti di mimose, ponendoti al di là di ogni persona. Ti ho amata come donna e come figlia, avresti ereditato la mia vita, ma ora che si scioglie la famiglia, mi chiedo perché mai ti ho conosciuta. Bimba mia, mia. La colpa forse è tutta della vita, alle cui leggi non si può sfuggire. Naturalmente tu sei perdonata, anche se lasci un uomo ad impazzire, e a niente servirebbe ritentare per fare in modo di riaverti a casa. Malgrado tutto ancora so capire che tu vai forte, io non ho più ripresa. Bimba mia, bimba mia, bimba mia, bimba mia. Bimba mia, perché questa bellissima canzone di Califano? Perché oggi abbiamo una nostra bimba. È la figlia di Raffaella Buziol, Lisa, eccola qua, ma è la nostra bimba. L'abbiamo vista piccolina, come dice Califano, ti ho visto crescere come un bellissimo tulipano ed eccola qua, bellissima, elegantissima. Questa nostra bimba che dobbiamo supportare, che è ancora a casa da scuola dopo ben quattro ricorsi al TAR vinti. C'è qualcosa che non gira, che non quadra. Allora parlavo con Raffaella, adesso uniremo le mamme, andremo a Roma e ci incateneremo davanti alla premier Giorgia Meloni, perché è mamma, perché è donna, perché comanda tanto, perché lei dice io non sono un passo dietro degli uomini. Allora noi chiederemo che faccia anche un passo avanti rispetto a quelle donne che ci sono,
parlamentari che non aiutano questa famiglia, Raffaella Buziol che sta lottando con le unghie, con i denti, con tutto quello che ha, per dare rispetto a questa voce, a questa ragazza che non parla ma non è sorda, e quello che ha ricevuto è indecente a mio avviso, perché l'hanno classificata disabile. Grazie Raffaella di essere qui, grazie Elisa di essere qui tesoro. Ecco, Raffaella piangeva sentendo la canzone di Califano, perché chi è che non riesce a commuoversi, perché sono parole proprio per Lisa. E saluto anche la dottoressa Maria Luana Calabrese, collegata con noi da Padova, Presidente Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Io non so come ringraziarla, dottoressa Calabrese, per essere qui questa mattina. Lei capisce veramente che i neuroni partono a certi genitori, a certe mamme. Non sa più cosa fare questa mamma per far andare a scuola sua figlia, che avrebbe tutto il diritto oggi di essere a scuola e non qui davanti alle telecamere, non per visibilità, ma per dare voce a Lisa, voce che Lisa non ha ma sente. È perfettamente normale, dottoressa. Allora, proprio a lei, dottoressa, dopo quello che ha sentito, perché è la verità, poi le spiegheremo ancora meglio, ma cosa può fare una mamma dopo aver adottato queste 3 creature, dottoressa? Le ha portate a casa tutte e 3 per non dividere questi fratelli. Ecco, ha cercato di dare il massimo, e questo è il risultato dopo queste sofferenze che ha patito sia Lisa, i suoi fratelli e questa famiglia. Prego, dottoressa Calabrese. Buongiorno. Non so se questo è un caso che ha trattato l'avvocato Tezza. No. Con i ricorsi. Ah, ecco. Bisognerebbe capire dal punto di vista giuridico a che punto è la situazione e poi agire effettivamente anche politicamente con mobilitazioni, perché solo così le cose si ottengono, purtroppo. Ecco, quando uno crede nella giustizia, crede che appunto avendo vinto i ricorsi tutto sarà più semplice, e si accorge invece che anche le sentenze non vengono attuate subito. Quindi bisogna fare ulteriori giudizi, ulteriori spese, ecco, e questo è, come dice lei, indecente. Dottoressa Calabrese, intanto sempre grazie, perché io mi ricordo benissimo quella lettera che lei ha letto. Quella lettera era terribile, mi ricordo io, dottoressa, di lei, della lettera di quel ragazzo. È morta la sua mamma, pensi? Ecco, pensi, ecco, vede quanto mi è rimasta nel cuore quello che ha detto lei? Sono cambiate le cose, dottoressa, oppure siamo sempre fermi in attesa che qualcuno si svegli e capisca che bisogna toccare la realtà, guardare dentro, sapere di cosa ha bisogno questa realtà, perché veramente se no non ne andiamo fuori. Tutti parlano bla 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 bla, ma non si fa nessun passo in avanti, e la dimostrazione ce l'ho qua questa mattina. Dottoressa, cosa vuole dire? Che le cose sono peggiorate. Mamma. Peggiorate per la mancanza di fondi e di risorse umane, nel senso che mancano gli psichiatri, mancano gli infermieri, mancano gli operatori in generale. Non dicono di non avere soldi, ma forse è anche vero, perché c'è anche un tetto nazionale alla spesa. Insomma, ci sono motivi quasi, direi, burocratici, ma anche di sostanza, cioè di risorse economiche, che impediscono che si faccia quello che si deve fare, perché per legge il diritto alla salute e anche alla salute mentale è previsto nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, cioè quei servizi minimi che devono essere garantiti a tutti, su tutto il territorio nazionale. Cioè non si deve dire la regione tale o la tal'altra, su tutto il territorio nazionale devono essere garantiti questi servizi. Uno di questi è appunto la riabilitazione delle persone che hanno un problema psichiatrico, questo nei casi più gravi. Nei casi meno gravi occorre che la persona sia sostenuta nella vita
realizzarsi e avere quel minimo di prevenzione per non ammalarsi. E questo non viene attuato anche proprio per mancanza. I servizi sono allo stremo, ci sono pochissimi medici, pochissimi operatori, per cui di fronte ad una emergenza provvedono con urgenza, eccetera, ma la quotidianità viene messa da parte. Le persone sono seguite a distanza, da una visita all'altra, a distanza di tempo, anche 2 o 3 mesi, insomma, non è cura questa. Ecco, motivo per cui anche la mia associazione, coordinata con altre associazioni, ci mobilitiamo ogni tanto per ricordare alla Regione, alla USL, che questo problema è diventato emergenziale, non ce la facciamo più. Ecco, poi magari entro nel dettaglio, però ci sono parecchie cose da sistemare. Allora, intanto la ringrazio per le parole, perché con quanta chiarezza ha cercato di spiegare il problema, che è drammatico, perché qualcuno forse non si rende conto che stiamo parlando di un problema drammatico, che poi stanno vivendo le famiglie con queste persone a casa, che non riescono a gestire perché non sanno, non è facile gestire una persona che ha questi problemi, ma ci sono le competenze che potrebbero farle, però queste competenze non hanno i fondi, non hanno i supporti, e allora cade questo castello di questa sanità meravigliosa che abbiamo, che tutto funziona bene. Certo che funziona bene, ci mancherebbe con quello che paghiamo che non funzionasse anche, no, perché bisogna anche dirle queste cose qua, perché se stiamo sempre zitti, però c'è qualcosa che non funziona, nonostante noi paghiamo, cerchiamo di dare il massimo per avere delle risposte concrete, perché stiamo parlando della salute pubblica. Queste risposte a molte persone e a molte famiglie non vengono date. Sì, va bene l'operazione all'ospedale, ma se poi torno a casa e ho altri problemi e non mi supporta nessuno, anche l'operazione può andare malissimo perché non sono supportata. Questa è la grande verità. Allora, prima Rinaldo, so che sei in linea, però aspetta, perché volevo far vedere questo servizio che abbiamo fatto domenica a Villa Margherita, proprio la voce di Lisa, di Raffaella Buziol. Andiamo a sentire. La mia vita ogni giorno è una vita dove si incontrano persone che parlano questa lingua che sto usando adesso. Si chiama la lingua LIS, la lingua dei segni. Come dire, a volte è faticoso, è difficile, ma si può fare, si può provare. È importante con questa lingua raccontare a tutte le persone che ci sono che cosa? Ci sono periodi difficili, succedono cose che non vorresti mai accadessero, però bisogna unirci perché un dolore profondo, un dolore di una mamma di un papà, di un nonno, di una zia, di qualsiasi persona deve essere rispettato, deve essere sentito. Io sono una mamma che è diventata con l'aereo, perché io ho fatto diventare vero un sogno che avevo dentro il mio cuore. Scusatemi se io parlo così, ma in questo modo io posso far arrivare i messaggi, parole, informazioni a quel mondo che qualche volta si pensa di non conoscere ma c'è, oppure si pensa che non ci sia. Io ho molto rispetto per queste mamme, per questi genitori. A volte, grazie alla trasmissione di Sveglia Veneti, ho potuto vedere, grazie alla televisione, ho potuto sentire e anche tradurre alla figlia, ai miei amici che parlano una lingua che è questa con le mani, e quindi loro hanno potuto sapere e conoscere, perché a volte succede che queste informazioni non arrivano. Io
ho trovato in voi una forza che mi ha aiutato moltissimo, un po' nella mia strada, in queste lacrime che a volte scendono, però poi penso, no? Vi guardo, leggo negli articoli dei giornali e dico, vabbè, non sono sola e posso insomma essere insieme. Buongiorno, il mio nome, Lisa. Io vorrei andare, perché? Cosa faccio? Cosa? Tanto. Aiutatemi. Grazie mille. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto Lisa, che l'ho vista ancora per la televisione, e le auguro tutto il ben che essa merita. E è un'ingiustizia contro non solo Chiveria, anche degli altri cittadini che dovremmo vergognarci per non aver fatto niente per lei. Perché c'è da aiutarla in tutte le maniere, perché è la figlia del popolo e tutta la popolazione l'ha rasentata vicino alla sua poltrona. Cara Lisa, uno ti vedrà che ti aiuterà, perché sei indegno di un popolo civile che lui ti dà un aiuto, sei vergognoso. Ti domando scusa anche a me, perché sono cittadino compagno di te. E se potesse ti aiuteria a me. E dopo, un altro discorso, avere anche una famiglia, avere una persona così in casa, ma come si può fare? I nostri politici, vorrei sapere quanti soldi costa l'istituzione del governo fra Montecitorio e tutte che robe che sia, le macchine già, eccetera, ma no. E spende tanti soldi per niente. Io mi comprare carri armati, per cosa fare? Veloce Rinaldo perché devo andare avanti. Vabbè, bisogna aiutare gente che ha bisogno. Ciao Lisa, ti auguro tanta fortuna e sono convinta che ti darà bene, insomma. Ciao Lisa. Allora grazie Rinaldo, come senti Raffaella, come senti Lisa, sei la nostra bimba, la bimba della grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, vedi quanto bene ti vogliono, ecco Rinaldo hai sentito se potessi farei qualcosa. Allora Raffaella, come commentiamo? Allora intanto iniziamo quello che ha chiesto la dottoressa Maria Luana Calabresi, bisognerebbe capire a livello giuridico a che punto sei. Allora, a livello giuridico io ho tutte sentenze a favore di Lisa. Allora, la mia prima sentenza inizia nel 2013, tra il 2013 e il 2015 il TAR del Veneto mi dà ragione perché mi scontro con l'azienda sanitaria. C'erano dei dirigenti che non comprendevano la voce dei medici, quindi un dolore profondo, un medico che ti cura, ti dà una chiave, diciamo, per migliorare la tua vita, perché il medico ti aiuta, ti cura, ti dà anche, ti spiega le possibilità che tu hai per la disabilità di Lisa, che vuol dire mutismo e difficoltà nell'essere veloce a compiere una cosa. Uno dei tanti direttori dell'azienda sanitaria ULS 9, l'attuale ULS 2, di cui io non faccio i nomi, ma diciamo il reparto di questa sanitaria, mi risponde che la LIS potrebbe creare delle difficoltà e creare delle dipendenze. Io dico, ma ci sono valutazioni mediche, medici tra l'altro molto bravi, di tutti insomma l'aspetto sanitario e niente. Studio e trovo che ci sono degli strumenti, delle leggi che attraverso questi fondi si possono chiamare delle persone che sono le esperte LIS, che ci sono, che esistono nel territorio di Treviso. Tra l'altro noi siamo fortunati perché abbiamo Venezia vicino e a Treviso abbiamo addirittura l'università che segue questo. Dico, ma non sappiamo, fornisco tutti i dati possibili, niente. Il TAR mi dà ragione, ma i risultati non ci sono.
risultati è che come famiglia abbiamo sostenuto sempre le spese per dare alla scuola la figura dell'interprete, ma la scuola non ha mai compreso questa cosa, l'ha vista sempre come un'ingerenza della famiglia, cioè una famiglia che si intromette dentro alla scuola. Noi non abbiamo mai avuto questa cosa qui, volevamo che Lisa avesse la possibilità di andare a scuola come gli altri. Passa il tempo, ma le cose non migliorano. Fermati, sentiamo dottoressa, andiamo a step perché è molto importante capire, anche lei è una persona anche molto competente, che battaglie ne ha fatto anche lei tantissime. Cosa sta succedendo allora? La scuola non comprende, non la scuola in generale, la scuola dove Raffaella si è confrontata. Non è ancora facile dire qualcosa perché bisogna vedere intanto in quale grado di giudizio sono adesso, perché mi ha parlato del TAR, ma la sentenza del TAR bisognerebbe capire cosa dice e chi deve provvedere, cioè hanno avuto ragione in che cosa? Cioè nel fatto che doveva essere immessa a scuola e invece poi la scuola non la chiama, oppure, cioè bisogna trovare dov'è il nodo della questione, cioè parlare in generale, sì, si dice magari no, perché la scuola non la chiama. Dovremmo capire qual è il problema, cioè mi dispiace non poter dare una risposta perché non ci sono... No, ma dottoressa, lei sta spiegando molto bene. Allora, a mio avviso, non è Raffaella che dovrebbe occuparsi di questo. Raffaella è sostenuta da un avvocato, non so. Allora, sono loro che dovrebbero spiegare, inviteremo anche l'avvocato, se è il caso, spiegare quello che sta chiedendo lei. Perché alla fine noi dobbiamo ancora capire qual è l'inghippo. Ma io quello che trovo assurdo, dottoressa Calabrese, è che Lisa non va ancora a scuola. Cioè, ma come si fa a non frequentare la scuola a una ragazzina ormai di 16 anni che ha fatto più giorni a casa che a scuola, con una, diciamo, con un problema enorme che Lisa deve crescere sempre, continuamente, se no regredisce, non migliora. Questo è il grande problema che qualcuno... Lisa ha bisogno tutti i giorni di andare a scuola per progredire, ma se non va a scuola tutto quello che ha fatto Raffaella è come buttarlo via, perché la mia bimba regredisce, non riesce a stare al passo con quello che dovrebbe essere. Capito perché le dico questo? Sì, perché diventa un problema mentale anche per Lisa poi. Un caso analogo è stato discusso e deciso alcuni anni fa e anche commentato al Pedrocchi a Padova, perché la USL 6 questa volta, cioè quella di Padova, è stata condannata perché non ha immesso una persona in un centro di lavoro guidato, in una situazione che le spettava. Non solo è stata ammessa, ma poi è stata anche risarcita del tempo perso. Per quello dico, bisogna veramente agire tempestivamente con i ricorsi, chiedere anche in via di urgenza proprio perché non perda altro tempo e capire cosa fare. Poi c'è l'istituto del gratuito patrocinio, per cui si potrebbe fare i ricorsi anche senza tante spese. E quello che noi, almeno come associazione, stiamo facendo per tutti i nostri casi dubbi e magari per le rette molto costose, e che sta facendo l'avvocato Tezza, perché nel campo mi pare che sia la più brava proprio a livello nazionale, e dobbiamo vincere, li stiamo anche vincendo. Dopo magari posso raccontare anche un altro fatto nostro, ma vorrei legarmi a questo, capire esattamente qual è la situazione e prenderla in mano di brutto, perché se non si fanno delle azioni giuridiche
non si muove nessuno. Allora facciamo così, dottoressa Calabrese. Allora, siccome non possiamo spiegare per filo e per segno, No. sennò io la metterò, se lei ha piacere, in contatto, e se Raffaella ha in piacere, in contatto con lei, per vedere se riusciremo a mandare a scuola Lisa, anche tramite l'avvocato Tezza. Noi abbiamo anche il nostro avvocato, l'avvocato Luca Pavaneto, che ci segue come associazione di Veneti schiacciati dalla crisi, perché dalla crisi può essere anche una crisi mentale, non solo economica, sono tante le crisi che vivono le famiglie, perciò cercheremo di fare un pool di persone per cercare di far andare a scuola Lisa, perché sennò Lisa non recupera. E io non posso permettere questo, dottoressa Calabrese, non posso, con la mia sensibilità e la sensibilità che ha tutta la mia squadra, che abbiamo messo in piedi questo popò di Ambaradam per cercare di aiutare, non posso tornare indietro, io devo andare avanti. Perciò grazie dottoressa Calabrese. Raffaella, poi faremo i contatti. Sentito Lisa, cosa ha detto la dottoressa, tu devi aver giustizia. Sentiamo Adriana da Crocetta. Buongiorno. Buongiorno. Sono esterrefatta da quello che ha detto la dottoressa. Ha diritto di andare a scuola senza se, senza ma. È una cosa vergognosa. Io ne ho visti tanti di bambini, avevano il supporto di un altro maestro, un altro insegnante. Comunque ho detto, guardi, mi sembra di venire nel mondo delle nuvole proprio, è una cosa vergognosa. E comunque fatti avanti, la mamma si faccia avanti e si batta per queste cose, perché è una cosa vergognosa. Ripeto, è anche la dottoressa che ha dato delle risposte inadeguate. Lo dico sia la verità. Grazie mille. Allora, Raffaella, cosa vuoi dire? Ecco, in base a invece quello che ha spiegato molto bene la dottoressa, tu hai capito molto bene, purtroppo le spalle al muro, anche la dottoressa sta combattendo delle battaglie per vincere una guerra, ma è una guerra a lungo termine, si fa un passetto alla volta perché qualcuno non vuole ascoltare, blaterano ma non ascoltano. Prego Raffaella. Allora, il punto della situazione è che, come si dice, si parla tanto, non si comprende quello che è scritto nei documenti e si trovano mille scuse per. Il problema sta che per assurdo ci sono gli strumenti, cioè ci sono gli esperti LIS, però questi esperti cosa succede? Succede che devono essere formati prima che si vada a fare una lezione, questo a partire dalla quarta elementare, perché tradurre in un'altra lingua vuol dire dare a Lisa, che ha bisogno, a tutti i ragazzi come Lisa, una voce, una conoscenza di parole e vocabolario. Non può essere che un operatore arrivi forse alla mattina, non può essere che un operatore fino ai 5 giorni non è garantita la sostituzione perché è scritto nel capitolato, no. Non può essere che in un momento in cui tu hai una realtà come Lisa, che sai che devi scrivere in italiano semplice, non tocca a me, tocca all'altro, tocca a st'altro. I gradi che io ho fatto al TAR sono quelli base, cioè quelli dove tu porti la primo step, la prima fase, dove tu dici guardate, io vedo che qua non c'è un diritto, mia figlia ha un diritto di istruzione, mia figlia ha un diritto di formazione. E se io le faccio leggere tutte quelle cose che io ho sui documenti, sembra che io possa avere una cosa magnifica. Cioè sulla carta io ho diritto alla lingua dei segni nella mia vita e quando vado a scuola. Io ho diritto ad un servizio, ma poi nella realtà manca tutto. Manca perché se alla mattina tu vai a scuola e devi aspettare 40 minuti su un atrio, una persona che non è detto che arrivi, oppure non c'è la sostituzione. Manca quando questa persona si presenta, però nell'ora di, faccio ipotesi, Lisa aveva scelto la scuola superiore alberghiero perché ha un sogno, quello di imparare a fare le pizze, il pane, la pasta, imparare a fare tante cose, era il suo desiderio, quindi noi l'abbiamo iscritta nella scuola di questo indirizzo qui, cosa vada a scrivere al liceo?
perché A, siamo ben coscienti che non ci siano le capacità, B, perché non è quello che piace a Lisa, esattamente come gli altri. Bene, quando io avevo in parte l'esperto non si capiva che cosa facesse. Quindi cosa è successo? Siamo stati costretti dal sistema, quindi l'ufficio dell'ufficio, nonostante dei diritti e carte che potevamo avere l'esperto, nonostante ci sono questi esperti, a dover ritirare con PEC, cioè comunicazione tramite email, il 31 di gennaio. Io poi ho scritto a tutti gli uffici, l'ufficio dell'ufficio. La risposta sa qual è stata, dottoressa? Che ci hanno tolto anche il servizio di assistente all'autonomia della comunicazione e l'esperto LIS, manco hanno detto troviamo una soluzione. Quindi cosa significa? Che significa che Lisa ha iniziato a piangere e mi ha chiesto che cosa ne sarà della mia vita. Fermati qua, Raffaella. Allora, dottoressa, quello che è anche, oltre a rispondere poi a Raffaella, lei ha dichiarato dipendenti logorati dai ritmi. Sono dipendenti che cercano di mettersela tutta, ma come fai a gestire delle situazioni veramente che meriterebbero molto più addetti ai lavori di quello che lei, come lei, perché non sono cose semplici, cioè non è che tu ti siedi in ufficio, apri il computer, per carità, con tutto il rispetto che ho per gli uffici e per il computer, ma qui stiamo parlando di situazioni delicatissime. Cosa dice, dottoressa? Allora, per quanto riguarda la salute mentale, i servizi sono vari. C'è un reparto diagnosi e cura che è nell'ospedale e che gestisce la crisi acuta. La gestisce farmacologicamente e nelle situazioni più delicate, nel senso che la persona non vuole farsi curare, che sbraita, eccetera, viene adottata anche la contenzione. E lì è il nodo principale, perché se in un reparto manca, specialmente la notte, manca lo psichiatra, c'è un infermiere, c'è pochissimo personale, non si può andare dietro a tutti e quindi la contenzione è un po' l'unica via di uscita. Però la contenzione è un atto che veramente viola i diritti umani, è una cosa dannosa per la persona, quindi la mancanza di personale crea già subito un problema. Poi la mancanza di personale fa sì che si stia dietro solo alle emergenze, alle urgenze. Nella provincia di Treviso ci sarebbero 3 per ogni distretto, 3 reparti di diagnosi e cura, questi reparti diciamo ospedalieri. Di notte non c'è un medico, cioè ce n'è uno in uno dei 3 distretti, il che vuol dire che se c'è un'emergenza o qualcosa si mettono in contatto telefonicamente per trovare l'unico medico disponibile. Cioè questa è una situazione per me paradossale, eppure è questa che c'è. Ferma, dottoressa, perché abbiamo Maurizio da Conselve, se non mi cade la linea. Vai, Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno alla dottoressa Calabrese, buongiorno a Elisa e buongiorno alla signora Raffaella. Allora, io mi faccio una domanda, Mirella, come tutte le persone normali di questo mondo. Allora, siamo in un paese di grande sviluppo, ok? Ecco, io mi domando come mai il nostro paese sulla sanità e su questo problema che ha Lisa deve trovarsi in difficoltà? Punto di domanda. A noi cosa serviamo? Cosa serviamo in Europa e in questo mondo? Serviamo a inviare armi a gente non competente invece di assistere a queste persone che ne hanno bisogno? Tu Mirella mi capisci tanto. Assistere a queste persone che ne hanno diritto, perché è un diritto che deve andare a scuola Elisa, come tutti quanti gli altri. Io comunque mi faccio anche un'altra domanda, oltre a questa.
Io so che negli Stati Uniti, essendo un paese enorme e grande, questi servizi ci sono a disposizione per i cittadini e quant'altro, anche gente che viene fuori, anche per esempio per persone, per visitatori che vanno a visitare. Qui in Italia, ok, io mi domando, ma perché non dobbiamo essere di competenza, camminare a pari con gli altri, e ci troviamo sempre indietro su queste cose, su questi diritti, Mirella? Io non lo so, datemi voi una risposta e una domanda. Faccio tantissimi auguri a Elisa, tantissimi auguri alla signora e un saluto a tutti quanti voi. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie caro Maurizio. Si chiama Lisa, non Elisa, è giusto dire anche il nome giusto, ma soprattutto ecco, dobbiamo capire come iniziare a proseguire il percorso senza sbagliare, perché guardate che non è così semplice. Pubblicità. Questi ultimi 2 anni abbiamo avuto un incremento del 30% delle richieste ai nostri servizi, a tutti i servizi delle unità operative del Dipartimento di Salute Mentale. L'impegno è massimo perché si è abbassata anche l'età degli accessi nei centri di salute mentale. Nella giornata mondiale della salute mentale arriva l'allerta degli psichiatri sull'aumento delle diagnosi di disturbi mentali, ed i dati dell'ULSS 2 non si discostano da quelli nazionali, più 30%, con un abbassamento dell'età di chi chiede aiuto ai servizi, con la pandemia che ha fatto da detonatore di un fenomeno che già prima gli psichiatri cominciavano ad osservare. I disturbi sono più vari, sono sia quelli depressivi sia quelli reattivi legati appunto allo stress, le sindromi psicotiche. Abbiamo notato anche un aumento dei disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia e bulimia. Più è precoce l'arrivo ai servizi, quindi quando noi intercettiamo il disturbo, migliore è la prognosi. La giornata della salute mentale, istituita nel 92, da quest'anno è diventata salute mentale diritto universale, un bene pubblico che deve essere riconosciuto a tutti, senza stigmi né pregiudizi. Giornate come queste sono proprio per sensibilizzare e per promuovere la salute mentale all'interno della cittadinanza, dei luoghi in cui gli utenti vivono, in cui noi viviamo, perché ognuno di noi può avere nella vita bisogno di un supporto che sia psichiatrico, psicologico, quindi è importante che non ci sia stigma, combattere appunto il pregiudizio, e che tutte le persone che hanno bisogno possano chiedere aiuto tramite anche i medici di base. La Regione ha dato 7 milioni in più quest'anno, grazie anche alle nostre battaglie, va benissimo, ma non è sufficiente, dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di aumentare quello che adesso è un fondo insufficiente a favore della salute mentale. 7 milioni di euro in più è un segnale positivo, ma ancora insufficiente rispetto ai bisogni della sanità mentale in Veneto. Poco prima Anna Maria Bigona aveva partecipato, assieme ad altri consiglieri di opposizione, al presidio organizzato davanti a Palazzo Ferrofini da Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, Associazione Italiana Tutela Mentale e Comitato a Sostegno della Salute Mentale. La Regione deve investire molto di più per quanto riguarda la salute mentale, e soprattutto il ricovero in reparti per adulti dei ragazzini under 18 deve terminare. Questo non è più accettabile né possibile. Secondo le 3 associazioni, il Veneto è la terzultima regione italiana di spesa pro capite per la salute mentale, cui è assegnato solo il 2,34% del fondo sanitario regionale, nonostante 2 deliberazioni di giunta regionale nel 2000 e nel 2010 prevedano il 5%. Per raggiungere questa percentuale occorrerebbero quasi 254 milioni di euro. Abbiamo chiesto l'applicazione delle schede regionali, quindi l'istituzione e l'attivazione di tutti i letti, posto letto nei servizi pubblici di neuropsichiatria infantile, e questo è un primo dettaglio. L'altro è la presa in carico appunto dei primi esordi, e quindi cercare di rimettere in società pienamente le persone senza fare in modo che la malattia si cronicizzi. Dottoressa Calabrese, come commenta queste parole, queste immagini? Giornata mondiale, si riempiono la bocca della salute mentale, 7 milioni investiti, la regione non bastano, bla 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 bla, e poi? Tutto resta come prima.
Allora, io faccio parte proprio di quel coordinamento che ha visto lì schierato sotto la regione e andiamo avanti tutti quanti in questo modo: mobilitazione, sensibilizzazione e soprattutto informazione alle famiglie per far conoscere i loro diritti sia dell'utente sia dei familiari, anche dal punto di vista economico, perché bisogna dirla tutta. Queste strutture vengono fatte pagare, le strutture, cioè le comunità, alloggio, eccetera, vengono fatte pagare con la retta alberghiera alle famiglie, quando invece per legge alcune dovrebbero essere addirittura gratuite, quasi tutte, e solo la compartecipazione, cioè la retta alberghiera, andrebbe pagata solo per i gruppi appartamento. Abbiamo vinto al Consiglio di Stato il 12 dicembre scorso una importantissima causa, un ricorso, in cui si dice che le comunità estensive e quelle anche di base, esclusi gli appartamenti, sono gratuiti. Ora i vari comuni e le strutture continuano a chiedere la retta alle persone perché non lo sanno. Quindi adesso ci stiamo attivando perché è giusto così. Sono persone giovani che vanno curate e non private di quei pochi soldi che magari hanno da parte per potersi appunto curare e poi per non poter più riprendere la vita di prima perché sono diventati poveri. Ecco, questa è una gravissima ingiustizia e dobbiamo tutti renderci conto che dobbiamo esigere i diritti che queste persone hanno o che noi stessi potremmo volere avere in caso di bisogno. Per tutti possiamo trovarci in questa problematica, come ha detto la dottoressa Tozzini prima. Dottoressa Calabresi, io vorrei leggerle questa mail che è arrivata dall'assessorato istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto a Raffaella Buziol. Ascolti cosa hanno scritto, poi io le chiedo il perché di questo. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diversità, capacità ed esigenze delle persone handicappate, che di conseguenza è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi pre-lavorativi. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate, non in grado di frequentare i corsi normali. Allora, mi scusi dottoressa Calabrese, io sono anni che dico che queste persone meravigliose prima li chiamavamo mongoloidi, poi handicappati, poi disabili, poi diversamente abili. Trovo sconvolgente che l'assessorato risponda con questo termine che veramente è ignobile verso queste persone, una è a fianco di me, chiamandoli ancora nel 2024 handicappati. Stiamo parlando di una mail dell'assessorato istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità. Cosa dice dottoressa Calabrese? Non ho da aggiungere niente a quello che ha detto lei. È una cosa semplicemente assurda, anche perché nell'istruzione ormai si è superato quel limite di diversità. Nelle scuole pubbliche sono ammessi tutti, con il sostegno adeguato. La stessa cosa deve essere fatta in una scuola professionale. Penso che questo sia il sistema. Non ci sono più le scuole speciali, pertanto non ci possono essere corsi speciali all'interno di una scuola normale. Cioè, e soprattutto usare un linguaggio del genere, dottoressa, lo trovo sconvolgente da questo assessorato che dovrebbe essere molto all'avanguardia
e soprattutto parliamo di istruzione, usare questi termini che li trovo veramente indecenti. Abbiamo Maria da Bovolenta, vai Maria! Ciao Mirella e un buongiorno alla dottoressa e soprattutto alla signora Raffaella con la sua splendida figlia che non mi ricordo com'è che si chiama. Lisa. Ah, Lisa. Ecco, io ogni tanto la vedo quando partecipa da te. Niente, io volevo dire che da quando è venuto il Covid chissà perché si accaniscono proprio che i ragazzi è stato colpa del Covid, ma guarda Mirella e anche la signora dottoressa che fuori di testa sono sempre da quando è mondo e allora io dico che quando prima che venisse il Covid, allora c'era sempre il Covid perché, scusami, sai, o che era un virus strano, perché i pazzi ci sono sempre stati, uccise le donne un po' meno, le uccidevano lo stesso, quindi io non so perché si accaniscono contro questo Covid, gli danno sempre colpa per non dire delle verità. Ecco, capisci Mirella? E dopo voglio dire alla signora Raffaella che si batta sempre. Ecco, e che non è giusto che il governo spenda sulle armi, sul coso, ci sono i soldi per le armi, per uccidere le persone all'estero, ma per aiutare queste persone che ne hanno bisogno, che ne hanno diritti, proprio diritti veramente per legge, io non lo so che schifo di mondo che sia questo qua. Guarda, ho 100 milioni per la pista da bob, ricordiamoci che la faranno, non gliene frega niente di nessuno. Hanno deciso di farla, la faranno nonostante anche il CIO abbia detto di no anche l'altro giorno, che non lo trova una cosa essenziale e utile. 100 milioni, se le dassimo alla dottoressa Calabrese chissà quante cose farebbe con 100 milioni. Allora io volevo leggere anche questo, Raffaella, percorsi di inclusione che mi ha portato Raffaella Buziol. Per studenti in possesso di certificazione 104/92, al termine lo studente consegue un certificato per l'ingresso nel mondo del lavoro. Come commenti, Raffaella? Questo commento che è stato un colpo al cuore, perché io mi ero rivolta in alternativa alla scuola, diciamo quella classica, anche ai centri di formazione regionale. Mi è stato detto che mia figlia, avendo appunto questa disabilità alla legge 104, pertanto l'offerta sarebbe solo vicino a casa, perché gli altri stanno a 35-28 km per me troppo distanti, e vicino a casa avremo il percorso di inclusione, vuol dire la cosiddetta classe speciale. Mi hanno spiegato che Lisa verrebbe messa con altri ragazzi con difficoltà, sarebbe un gruppo dai 6 agli 8 ragazzi, senza libri, senza nulla, e lì. Allora il mio cuore di mia mamma mi ha insegnato da quando io lo sono, perché dottoressa, io ho adottato tre bambini, sono i miei figli. Quando io andavo alla casa dei bambini per incontrare i miei figli, le educatrici, il personale che c'era lì mi diceva: guai lasciare un bambino che ha delle difficoltà da solo. Infatti i miei figli erano sempre insieme ad altri ragazzi, ad altri bambini. Per esempio Lisa era sempre insieme con ragazzi che stavano bene. La disabilità di Lisa non è diagnosticabile alla nascita, perché non è un'alterazione del cromosoma che si vede, lo si vede dopo i 3-4 anni. Mentre i fratelli fortunatamente stanno bene, però i miei figli hanno sempre avuto questa ottica. Anche Lisa, quando si trova in un gruppo di persone che hanno delle difficoltà, la prima cosa che fa, nonostante la sua difficoltà, è aiutare, è stare insieme. Molto chiara Raffaella, ti ringrazio. Allora dottoressa, adesso vediamo anche questa carenza salute mentale. Pensate, era il 2 maggio del 2023, poi sentiamo, siamo nel 2024, ma come ha sentito la dottoressa Calabrese, passi in avanti non se ne sono fatti. Ma la storia è storia, proprio bisogna ricordare, come ho fatto a Villa Margherita Inclusiva domenica, bisogna ricordare. Andiamo a sentire.
Don Ermanno Crestani dal 1983 è impegnato nell'assistenza e integrazione delle persone affette da disturbi psichici. È tra i cofondatori del coordinamento Veneto di AIDSAM, di cui oggi è membro nazionale. A Vittorio Veneto gestisce una struttura che accoglie una ventina di ragazzi affetti da malattie psichiche che 2 volte a settimana si incontrano insieme ad una decina di animatori, mentre in un'altra stanza i genitori si riuniscono condividendo le proprie esperienze. Gli ospiti della struttura vengono impegnati in attività sportive, culturali, gite, ma soprattutto ci sono 3 ambiti nei quali si concentra il lavoro: quello di psicoterapia, di integrazione sociale e lavorativa. Una ventina nel 2022 i ragazzi che hanno trovato occupazione. Queste 3 attività fondamentali adesso dal 31 marzo in poi non hanno più il sostegno del Dipartimento, perché ha fatto un bando in cui ha interessato solo un'associazione che prendesse dentro tutti i servizi. A livello nazionale, dopo il Covid, le malattie mentali sono aumentate del 20%, diventa quindi fondamentale, spiega ancora Don Crestani, investire su servizi che aiutino queste patologie. Negli ultimi tempi la cronaca ha portato alla ribalta il problema in seguito ad episodi di violenza che hanno visto tra gli autori proprio persone affette da disturbi psichici. Si capisce subito chi è stato, perché è la malattia. Se tu condanni uno perché sotto la malattia ha fatto si capisce che, io dico, ripeto, sono anche loro vittime di un sistema, di una malattia difficile, misteriosa, ma anche di un sistema che trascura queste attività. Va ridisegnato, secondo Don Crestani, tutto il sistema, troppo incentrato sul metodo assistenziale. Che aiuti l'integrazione sociale, che aiuti l'abitare, che aiuti l'inserimento lavorativo, che aiuti l'inserimento sociale. E questo tipo di personale e di finanziamenti attualmente sono ridotti. C'è qualcosa che deve cambiare di velocità, se no andremo male. Dottoressa Calabrese, come commenta e come ci saluta? Allora, Don Crestani fa parte della mia stessa associazione, si chiama AIDSAM, quindi lo conosco bene, è brevissimo. E tiene una sezione in modo egregio, e la stessa cosa facciamo noi a Castelfranco ogni sabato pomeriggio, eccetera. Però questa è socializzazione, non è cura della malattia. Invece ci sono delle cure, non solo farmacologiche, che vanno attuate. Ultimamente ho fatto un convegno chiamando il dottor Tibaldi sul dialogo aperto, che è un metodo di cura importato dalla Finlandia e che dà ottimi risultati. È un metodo psicoterapeutico. Abbiamo organizzato un corso, l'ho proposto alla mia USL, andrò a parlare col direttore generale per farlo, perché so già che hanno detto così informalmente che è troppo caro e che la USL non si può permettere questa cifra, perché se no non può fare altro. Il corso, sono 18 incontri rivolti agli operatori, quindi una cosa utilissima, perché si tratta di affrontare la malattia fin dall'inizio e con metodi non... Cosa costa il corso, dottoressa? 24.000 euro. Quanto? 24.000 euro. Ha capito perché ho detto 600 milioni della pista da bob li dessero a lei, quante cose farebbero? Infatti dirò al direttore che se non lo fa lui, lo faranno fare ai privati, e allora nessuno si deve lamentare che il pubblico va a catafascio, perché il pubblico non consente queste cose, e invece sono utilissime. Perciò insisterò in tutti i modi, verrò magari anche a Rete Veneta e farò una battaglia per questa cosa, perché è vitale. Grazie dottoressa Calabrese, veramente grazie di essere stata con noi. Chiara come sempre, la dottoressa Calabrese, che non ha bavagli, dice quello che pensa, quello che vede, soprattutto quello che si potrebbe fare da persone competenti, lei e tutti i componenti della sua associazione. Queste sono le persone che dovete ascoltare. Ecco, la politica dovrebbe essere fatta in Parlamento da queste persone. Loro dovrebbero sedere su queste poltrone, altro che avvocati e commercialisti continuamente. Queste sono le persone che dovrebbero sedere in Parlamento. È vergognoso quello che abbiamo sentito e visto questa mattina
con questa bimba bellissima che sta crescendo, e se non l'aiutiamo butteremo via tutto il lavoro che è stato fatto da questi genitori, da questa famiglia, per cercare di dare il meglio del meglio. Raffaella, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Allora, per me è stato un piacere avere in compresenza, insomma, la dottoressa, che l'ho sempre vista per TV, e quindi per me è stata una grande emozione. Grazie per la disponibilità al dialogo e al confronto, che non è mai sempre... serve sempre per me come mamma, per Lisa. Io la mia voce continuerò a farla e a non mollare, perché per me Lisa, come i suoi fratelli, sono importanti. La sua disabilità la conosciamo come conosciamo gli strumenti che a lei serve. A lei serve la lingua dei segni ed è importante realizzare i suoi sogni, perché la nostra vita non è farla tornare in una struttura dove non c'è nemmeno il rispetto della sua lingua e il rispetto della fatica che lei, Lisa, ha fatto per essere quella che è, perché ha sopravvissuto in una casa dei bambini, e vuol dire che è forte, forte per dare forza alla sua mamma, al suo papà e ai suoi nonni. E noi non ci fermeremo, abbiamo tante cose, anche e tanta famiglia. Forza, perché siamo delle rocce, giusto, esatto, Raffaella? Abbiamo Mirella, abbiamo Sveglia Veneti, grazie veramente di tutto a tutti. Allora ci saluti Lisa, come ci saluti, come vuoi salutare questa grande famiglia che ti vuole tanto bene? Dai, Cosa di ciao, saluti? come saluti? Allora io parlo e tu traduci? Sì. Allora, ciao, grazie a tutti, a tutti per questa possibilità. Ci Brava vediamo Lisa, presto. brava, grazie dottoressa Calabrese, grazie Raffaella Buziol, pubblicità, grazie. Arrivederci. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGIL Veneto. Grazie Grigolato di essere qui. Saluto anche buongiorno. Marzio Bolondi, presidente UPI Treviso, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui. Allora io partirei proprio con Margherita Grigolato, perché quello che ho letto nella mail che è arrivata dall'assessorato all'istruzione e politiche inclusive della Regione Veneto mi è rimasta proprio allibita, indignata. Si usa ancora la parola handicappati per rivolgersi a delle persone che si muovono in maniera diversa, infatti io li chiamo diversamente agili, ecco, ma tutti siamo handicappati, disabili, anche noi, io che porto gli occhiali, chiunque persona ha qualcosa, però usare ancora questo termine nel 2024, da mongoloidi siamo passati handicappati, invece di usare il nome e cognome delle persone, oppure parlare di persona, senza mettere a fianco questo termine. Prego Grigolato. Ha ragione Mirella. In effetti noi veniamo da un tipo di cultura che è dentro di noi, per cui qualsiasi persona che a noi sembra diversa da noi, istintivamente tentiamo di emarginarla, di dire, non so, ecco, mi ricordo quando andavi a scuola e avevi una tuta da ginnastica o un vestito che non piaceva, diciamo, alla maggioranza, ti prendevano in giro, ma come te vestito, no? Ecco, se poi c'è un handicap, diciamo, dal punto di vista fisico, viene ancora di più, cioè tu hai bisogno di nell'immaginario hai bisogno di scaricare il fatto che tu esisti e gli altri che hanno forse qualcosa meno di te devono essere emarginati. E per quello che capisco io, le cose in un certo senso stanno migliorando rispetto diciamo, ai portatori di handicap, diciamo così, ma non c'è una risposta del collettivo, cioè ci sono persone che sono più sensibili e quindi certi epiteti non li usano, e alcune persone che invece si fanno fuorviare dal fatto che gli altri sono diversi. Tu sei il giusto e sono gli altri che sono diversi. Non che facciamo parte di una collettività per cui io e Mirella, o Mirella e io, portiamo gli occhiali, quindi vuol dire che abbiamo, diciamo, un deficit visivo, ma io potrei avere un deficit neurologico, non mi veniva la parola, o potrei avere un altro tipo di handicap che però non mi fa essere meno di una persona.
cioè io devo pensare alla persona in quanto tale. Sì, ho capito Grigolato, però che arrivi questa mail dalla Regione Veneto all'assessorato istruzione fa molto pensare, perché istruzione a mio avviso dovrebbe essere abbinato all'inclusività. Io mi auguro che sia stato solo una sorta di errore, diciamo, non hanno controllato, chi l'ha scritta non ha controllato cosa stava scrivendo, me lo auguro solo perché la Regione Veneto avrebbe fatto un grande passo falso. Un passo falso che veramente per queste persone sono gravi problemi anche psicologici, perché capite bene, con tutte le battaglie che stanno cercando di fare questi genitori è molto difficile. Allora, prima di passare a Marzio Bolondi, io andrei a vedere anche associazioni in Villa Margherita e poi vi spiegherò il perché. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere anche alla Grigolato, perché si va sempre più avanti. Andiamo a vedere. Associazioni in Villa Margherita. Immagini e intervento associazioni. Sono in doppia veste perché appunto faccio parte anche dell'associazione Penelope Veneto, l'associazione che è nata dai familiari e dagli amici delle persone scomparse e che da sempre cerca di aiutare fin dai primi attimi, quindi dal momento della denuncia a tutto quello che segue. L'impegno è ovviamente verso le famiglie, ma l'impegno è anche perché le istituzioni e chi deve agire nelle proprie competenze agisca nel modo corretto e soprattutto nell'immediatezza. È una cosa che noi diciamo, io e mia sorella, perché l'abbiamo vissuto in prima persona, ma anche come associazione, non giudichiamo lo scomparso finché non è stato trovato. Solo lui, solo lei può dire perché. Quindi non sediamoci, e questo è un invito che io personalmente faccio alle istituzioni prima di tutto, non sediamoci dietro alla parola volontario. L'allontanamento non è volontario. Dietro molto spesso ci sono delle problematiche, possono essere problematiche di salute. Mio papà soffriva di demenza senile precoce, era ancora in fase di diagnosi, probabilmente un inizio di Alzheimer, e di conseguenza l'allontanamento volontario proprio non ci sta. Molto spesso le storie delle famiglie ci insegnano che dietro a una scomparsa può esserci un reato. Uno delle ultime scomparse a cui noi ci siamo affiancati è proprio quella di Giulia, e sappiamo benissimo che non è stato un allontanamento volontario, seppur all'inizio era stato classificato anche quello di Giulia come possibile allontanamento. Quindi l'invito è proprio quello di impegnarci per fare rete. Io credo che questa sia un'ottima opportunità, perché ognuno con le proprie esperienze, le proprie storie di vita diretta o anche indiretta, perché io con Gens Nova non ho esperienza diretta della violenza, ma sono a servizio di chi purtroppo si trova a vivere in questo contesto, e quindi credo che occasioni come queste siano fondamentali per fare rete. Nessuno prevarica nessuno deve insegnare niente a nessuno se non nell'ottica della collaborazione. Quindi grazie a Mirella per questa opportunità, ma grazie a tutti, perché il mettere a disposizione di tutti il proprio vissuto nel bene e nel male credo possa essere di aiuto e possa essere una svolta positiva di cui c'è bisogno per cambiare. Allora, perché ho fatto vedere queste immagini alla dottoressa Grigolato? Perché c'erano 50 associazioni, soprattutto donne, che nonostante queste perdite con dolori immani che non passeranno mai, di padri, di figli, di sorelle, di fratelli, si sono rimboccate le maniche, hanno costruito un altro mondo fatto di piccole cose, ma che appartenevano ai loro familiari, ai loro cari, per far sentire le voci di chi non c'è più.
sono donne che lavorano, sono donne non pagate, poi sentiremo anche una nonna che dice è morto mio figlio e devono ancora trovare il lavoro a mia nuora, io devo crescere questo nipotino di 4 anni perché mio figlio non c'è più, nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere, proprio per far capire quanto la donna si sta impegnando, sta cercando di mettere le pezze per non diventare invisibile, per farsi sentire. Eppure questa donna, ed ecco qua che mi riallaccio all'agrigolato, è ancora sottopagata come lavoro rispetto all'uomo, fa fatica a gestire famiglia, lavoro, figli, eppure ce la mette tutta, riesce a far quadrare i bilanci anche con stipendi bassissimi, ma l'aiuto non arriva. Ecco, queste persone che io ho radunato, perché sono stanca che siano invisibili, che hanno il coraggio di affrontare le situazioni e di metterci la faccia, più le donne che gli uomini, molti papà ecco, non hanno questa forza, c'erano ma non vogliono essere intervistati, fanno fatica mentre la donna c'è tutta. Io parlo, io dico, questo è il mio vissuto. Ecco, cerchiamo di fare rete e aiutarci. Prego, Grigolato. Le donne sono il motore della vita, in tutti i sensi. E allora io lo prendo dall'ambito lavorativo. Allora, esiste una legge della parità salariale nazionale ed esiste anche la legge che è stata promulgata l'anno scorso anche in Regione Veneto. E sulla carta, se lei e io veniamo assunte da una ditta con il contratto di lavoro firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali, sulla carta abbiamo lo stesso livello, siamo inquadrate uguali, io, lei e un uomo, chiaramente. Beh, il problema è che poi io vado in maternità, ho l'estensione facoltativa alla maternità, quando rientro non ho più quel posto di lavoro, mi demansiono. Spesso e volentieri non ho un full time ma un part time che non ho scelto, che è obbligato non solo dall'azienda ma anche dalle mie condizioni familiari. Se sono a casa e ho un compagno, un marito, ma ho dei figli, il carico di cura è spesso su di me, anche se bisogna dire che i nuovi padri, abbiamo visto un cambio di prospettiva, i nuovi padri si prendono cura dei propri figli, ma l'Italia è a livello europeo il paese dove le donne, oltre a fare, se fanno 40 ore di lavoro fuori casa, ne hanno altre 20-30 in più settimanali per la cura della... La fermo un attimo, Grigolato, perché abbiamo una telefonata, se no cade la linea, sa come funziona, certo. Poi riprendiamo. Abbiamo Gabriella da San Donà. Buongiorno, sono io. Buongiorno. Ascolti, io vorrei un favore grande. Se mio figlio non sta bene, ha una gamba che ha fatto una trombosi, adesso comincia a stare bene. Io vorrei che mi aiutasse a trovare un lavoro, perché con le scarpe infortunistica non può lavorare. Cerca dappertutto e non si trova. Allora Gabriele, facciamo così, poi ti richiamo perché non è molto chiara la telefonata, ma capisco anche l'emozione che hanno queste mamme, queste donne. Avete sentito quello che ho detto prima, questa donna che chiama, ecco, che fa sentire la sua voce, che sa che noi ascoltiamo. Allora Gabriella, poi ti richiamo, stai tranquilla, vediamo, non ho la bacchetta magica e lo sai assolutamente, però voglio capire veramente, casomai anche con la dottoressa Grigolato, vediamo se riusciamo a capire come cercare di aiutare questa mamma, perché è in forte sofferenza. Avete sentito la voce parla, ecco, e non c'è niente da fare. Grazie Gabriella, poi ci sentiamo, prego dottoressa Grigolato, allora, continuiamo. Tornando sul discorso della differenza retributiva, allora di norma normalmente il genitore maschio ha uno stipendio più elevato di quello della madre. E quindi se io vado in maternità, quella obbligatoria, sono pagata al 100%, quando vado in facoltativa vengo pagata al 30% o al 50% quanto mi va bene. È chiaro che potrebbe usufruire anche il genitore maschio,
ma se io calcolo, se io vedo i due stipendi sono il mio di madre è inferiore a quello maschile, è chiaro che come dire, si privilegia l'uccisione del mio stipendio, no? A fronte del fatto che altrimenti si perdono troppi soldi in famiglia, cioè, e quindi c'è in quel senso la difficoltà. Ma la disparità salariale avviene perché le donne fanno meno straordinari, hanno meno possibilità di rimanere al lavoro appunto perché hanno carichi di famiglia, oppure gli viene stoppata l'idea di poter accedere, di poter scalare, diciamo, di avere mi manca la parola come al solito, di fare un salto di carriera, appunto perché si pensa che avendo carichi familiari non ci sia la disponibilità a essere tutti i giorni presente. Posso raccontare un aneddoto? Allora, noi conosco una formatrice nazionale, una donna straordinaria, si chiama Eleonora Pinzuti, e raccontava l'altro giorno che era andata a un'iniziativa di un grande manager, che aveva sotto di lui altri 80 manager, di cui il 15% donne e gli altri. Lei doveva fare un corso sulla parità di genere e alla fine lui dice: sì, vabbè, io sono un grande paritario, io dico alle mie collaboratrici che non gli do il part-time perché io ho 3 figli, 2 cani, i nonni a carico, eccetera, e lavoro qua dentro 14 ore al giorno. Se ce la faccio io, se la fanno anche loro. Bene, allora silenzio in sala. Poi Eleonora chiede: ma mi scusi, lei ha una moglie? Sì. E lavora? Sì. Perché? E come lavora? Part-time, perché abbiamo 3 figli. Allora, capisce ha capito? Quindi dice, ecco, vedi, allora lui mi ha dato la scena per dire: faccio un gol a porta aperta. Allora lei è bravo, cioè cerca di fare il paritario con le collaboratrici ma non con sua moglie, quindi è lì, devi toccare con mano, cioè. E di questi esempi ce n'è. Ma basta lasciarli parlare, è Grigolato. Cioè, se noi li lasciamo parlare si riesce subito a capire. Quello che vogliamo lasciar parlare è anche Marzio Bolondi, presidente UPI Treviso. Allora, questi uomini che si confrontano anche a livello lavorativo con le realtà del paese, ecco, questi immobili che mancano dove servono, ce ne sono tanti dove ce ne servirebbero anche molto meno. Com'è la situazione in questo momento? Cosa ci dice Bolondi? Gli appartamenti, naturalmente, parliamo. Poi le dico anche una cosa. Sì, parlare di appartamenti significa parlare della situazione che stiamo vivendo in questo momento a Treviso e collegarla anche con una tendenza nazionale. Adesso a Treviso si fa fatica a trovare un appartamento in affitto. Si fa fatica perché ci sono molte ragioni che rendono complicata una locazione abitativa. Innanzitutto ci sono molti proprietari che sono rimasti sfavorevolmente impressionati da vicende con precedenti inquilini che per esempio non hanno pagato il canone per anni e sono stati quindi poi sfrattati con grandi difficoltà, oppure si sono ritrovati l'immobile devastato, danneggiato, oppure c'è spesso la situazione di spese condominiali non pagate dall'inquilino che restano poi a carico del proprietario. Ecco, queste sono solo 3 delle ragioni che portano soggettivamente da parte del locatore una ritrosia a rilocare l'immobile. Poi però ci sono anche degli aspetti di carattere oggettivo. Pensiamo ad esempio a Treviso all'incidenza che sta avendo sempre di più la locazione turistica. Gli ultimi dati, che risalgono alla fine del 2023, stavano censendo in oltre 450 immobili a Treviso Comune che sono stabilmente utilizzati per le affittanze turistiche, quindi sono 450 appartamenti in meno per quelle che sono le locazioni ordinarie, cioè delle famiglie, delle coppie o anche perché no, anche di single che hanno bisogno di
vivere a Treviso per lavoro, per questioni familiari o per altro. Pensiamo poi a quanti immobili sono adesso interessati dai vari cantieri, dal super bonus a tutti gli altri bonus edilizi, e quindi anche quelli sono immobili sottratti al mercato. E da ultimo un proprietario vorrebbe avere anche delle certezze, cioè loco l'immobile, ma se poi dopo ho la necessità per esempio di venderlo, quando è che avrò la possibilità di riottenere l'immobile libero? Ecco, quindi questa serie di situazioni che sono abbastanza generalizzate in tutto il paese, ma che a Treviso vedono, secondo me, una particolare accentuazione, fanno schizzare in alto i canoni di locazione e fanno rendere sempre più difficili le trattative per trovare un immobile in affitto. E sto parlando solo di locazioni. Poi per la compravendita invece è un discorso naturalmente diverso. A parte. Senta, Presidente Bollondi, ma la mia domanda è anche questa. Però con gli stipendi che hanno queste persone, la maggior parte, diciamo, delle persone, non quelli che possono permettersi, adesso la faccio anche sorridere, il super attico con piscina in terrazza e le vasche da bagno che sono piscine, poi diciamo alla nonnina di non mettere l'acqua sul geranio, però, perché sennò spende troppa acqua e bisogna risparmiare, perché l'ho detto anche l'altro giorno, Bollondi mi scusi, ma sono stanca che devono pagare sempre gli stessi. Ma non le sembra che abbiamo degli affitti che sono esagerati a volte? Perché io entro anche proprio per necessità, perché devo portare le spese a persone che non riescono neppure a fare la spesa, e mi trovo che pagano 200, 300, 400 euro di affitto su appartamenti che non li meritano di sicuro. Ma è anche questa la domanda. Però se poi guardo anche il proprietario, le tasse che deve pagare sull'appartamento, tanto è vero che adesso è difficile acquistare appartamenti perché con la tassazione che c'è uno dice fermi tutti, noi non andiamo da nessuna parte. Si pensa sempre al mondo dei VIP, perché dove sai che hai un ritorno immediato, perché soldi ce ne sono tantissimi, basta sentire a Cortina cosa riescono a affittare gli appartamenti, ma di sicuro a Cortina non ci va l'operaio. Ma cosa è stato fatto invece per questo operaio, per questo ragazzo che vuole mettere su famiglia, per questa donna magari che si ritrova da sola perché magari si separa dal marito e con un part-time di sicuro non riesce a pagare un affitto? Capisce Bollondi che sono tanti i temi, ma non se ne tocca neanche uno, ma quello che viene più penalizzato è sempre quello che ha meno e che non riesce neanche più a sopravvivere. Prego Presidente. Poi sentiamo anche... Beh, insomma, lei mi conosce perché ci siamo già visti e quindi penso che conosca un pochino la nostra associazione. Noi non siamo l'associazione della grande proprietà edilizia, siamo il sindacato più rappresentativo in Italia e stiamo festeggiando a maggio i 50 anni di vita, quindi abbiamo una storia importante alle spalle, dei piccoli proprietari immobiliari. Quindi quando lei mi parla dei VIP e delle piscine, sono cose che i nostri iscritti forse se le sognano la notte, ma di sicuro non costituiscono il loro la loro siccome ci sono, è giusto anche dirlo, sa Bollondi, perché io non parlo che ce li ha lei, però siccome a casa non lo sanno che ci sono queste vasche da bagno che sono piscine, è giusto che io ho le telecamere lo dica. Prego Bollondi. Certo, ma ecco, quello che voglio dire è che il nostro iscritto tipo è una persona per lo più anche abbastanza avanti con l'età, che ha uno stipendio o una pensione, vive in una casa in proprietà e ha magari un secondo immobile che può essere un appartamento, che può essere un piccolo negozio o un ufficio, che loca per avere un reddito integrativo rispetto al modesto importo dello stipendio o della pensione. Ecco, questa è la nostra fattispecie di iscritto e queste sono quindi le situazioni economiche anche con le quali noi ci confrontiamo. Quindi noi siamo tra i sindacati che ieri a Volpago
hanno firmato gli accordi territoriali che coinvolgono tutti i comuni, tutti i 94 comuni della provincia di Treviso, proprio per avere quella interessantissima forma di calmierazione dei canoni di locazione, e quindi rispondo così alla sua domanda: cosa si può fare per venire incontro alle persone che hanno redditi modesti, proprio per fare delle locazioni agevolate dove gli accordi territoriali prevedono per ogni immobile un minimo e un massimo, le parti si mettono d'accordo all'interno di questo minimo e di questo massimo, il contratto viene poi attestato dai sindacati sia della proprietà che dell'inquilinato, e questo fa ridurre sensibilmente il valore medio di mercato, che altrimenti sarebbe mediamente di un terzo o se non della metà superiore a quello che registriamo negli accordi territoriali. Quindi questa è stata sicuramente un passo in avanti, diceva Crigolato. Come commenta? No, è positiva la questione. Io sapevo che il sindacato degli inquilini, da parte inquilini, aveva fatto delle proposte alla Regione Veneto, però mi fa piacere sapere questa cosa dei patti territoriali su Treviso. Mi auguro che possano essere replicati anche nelle altre province. Perché ha ragione il Presidente, lui ovviamente ha lo sguardo su Treviso, però posso confermare che anche nelle altre province, io abito in provincia di Venezia, e anche in comuni più piccoli rispetto a Venezia, che poi è un caso a sé anche dal punto di vista turistico, la questione della difficoltà di trovare alloggi in affitto è come dire, uguale, non c'è, e anche in comuni piccoli c'è questo tentativo di di portare a casa economicamente, correttamente il Presidente dice: io sono un piccolo proprietario, ho un appartamento, voglio tentare di locarlo bene perché mi serve per integrare o la mia pensione o il mio piccolo reddito da stipendio, d'accordo, però c'è sempre di più questa attenzione, questo desiderio di portare a casa il più possibile, quindi utilizzo quell'appartamento per locazioni turistiche o per locazioni, non so, tipo vengono degli insegnanti dal sud a insegnare qui e quindi io chiedo 1.000 euro, 1.200 euro e lì possono vivere in 2 o 3, ma lì tu non fai famiglia, tu. E se torno al ragionamento che abbiamo iniziato prima, Mirella, se io sono una donna, magari mi sono separata, devo trovare un appartamento, devo tentare di lavorare, dovrei lavorare, ma ho uno stipendio inferiore, non riesco a pagarmi l'affitto, come vivo? Oppure le giovani coppie, quando noi diciamo, quando il governo dice fate figli alla patria, perché si è tornato a dire questo, fate figli alla patria, diciamo, date le possibilità alle giovani coppie di trovare un lavoro che non sia precario ma stabile, cioè un lavoro sicuro anche economicamente. Anche i single? Chiaramente anche i single, chiaramente, soprattutto. E se c'è una certa, come dire, tranquillità in ordine economico, magari uno progetta di poter avere un figlio, no? Di allargare la famiglia, altrimenti se è solo un reddito per sopravvivere, non riesco a pensare a un futuro né per me né per la famiglia e tantomeno per lo Stato. È vero, come giustamente io avevo spiegato Bolondi che era Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, però qui c'è un grande problema che si continua a costruire, non vi riguarderà, ma solo per i grandi ricchi. Basta vedere a Treviso, e non solo a Treviso, le zone dove si costruisce degli appartamenti che non sono certo per le famiglie. Io posso fare una domanda? In più ci mettiamo che i piccoli proprietari, come ha detto lei, per vari motivi che sono successi, hanno trovato l'appartamento distrutto, non è stato tenuto bene, qualcuno non paga le spese condominiali e poi si ricade sul proprietario, però alla fine questa persona, glielo posso giurare, che va a cercare un appartamento che ha anche un lavoro, ma fa fatica perché non si fidano. Allora non si può fare sempre un minestrone di mettere tutti nello stesso piano, bisogna anche iniziare a vedere anche il diverso, magari con occhi diversi.
cercare di capire che non sia un diverso che poi ti mette dentro 20 persone al posto di uno, però non si può neanche chiudere in faccia a persone che sono delle brave veramente persone anche integrate, ma non riescono a collocarsi ad avere un appartamento. Non è che siamo anche un po' troppo chiusi, parlo a livello anche di proprietari, piccoli proprietari immobiliari, che ormai si ha paura, visto quello che pago, poi se non sono sicuro di quello che va dentro, ma è così, dove andiamo? Prego, Bolondi. Guardi, la paura, ha ragione lei, è un sentimento molto diffuso e però, me lo lasci dire, è in qualche modo anche giustificato. Allora lei si metta nei panni di un piccolo proprietario che aveva un inquilino moroso alla fine del 2019. Abbiamo avuto il Covid con il blocco sistematico dell'esecuzione degli sfratti, anche quelli per morosità, per 18 mesi. Io ho delle situazioni dove il nostro iscritto ha avviato l'azione di sfratto ed è riuscito a recuperare l'immobile, magari gravemente danneggiato, dopo 3 anni. Capisce che uno che ha avuto un'esperienza del genere, certo è eccezionale perché c'è stato il fattore Covid che, toccando ferro, speriamo non si debba riproporre in Italia e in nessun altro paese. Però sono cose che scioccano, soprattutto quando, ripeto, si tratta di persone che dal reddito dell'affitto traggono una integrazione rispetto a un canone molto basso, pensionistico o reddituale che sia. È difficile poi dire, beh, ma fidati, perché le esperienze poi pesano sempre molto. Diciamo che lo strumento che ho accennato prima degli accordi territoriali prevede anche delle locazioni specifiche per i contratti temporanei, per i contratti che siano cioè determinati da delle esigenze limitate nel tempo. Si parlava prima, l'insegnante che viene dal sud ha una supplenza per 1 anno a Treviso. Bene, ci sono proprio dei contratti specifici che hanno gli stessi benefici per il proprietario, cioè una cedolare secca al 10%, ma anche dei benefici per l'inquilino, perché con gli accordi territoriali ovviamente il canone è più basso rispetto a quello di mercato. Allora sentiamo come commenta Grigolato, prego. Sì, ha ragione, e di questo sapevo. Io sapevo che c'era, ma non so se c'è ancora, un fondo di garanzia per alcune locazioni, e cioè ma ancora anni fa, cioè in regione mi pare ci fosse un fondo per cui se a questi piccoli proprietari appunto veniva restituito l'appartamento dissestato, in qualche modo la regione interveniva, ma credo non ci siano più i fondi, giusto? Seconda questione, cioè seconda cosa, le faccio una domanda e posso intervenire così. Io so, lo so che questa non è diciamo colpa sua, però lei ovviamente ne sa più di me, ci sono gli ATER, cioè le associazioni diciamo, che potrebbero dare appartamenti a basso canone e che hanno moltissimi appartamenti chiusi che non sono in grado di sistemare, e quindi c'è un certo numero di appartamenti, di locazioni che non possono entrare nel mercato calmierato chiaramente degli affitti. Lei concorda? Allora diciamo che ci sono parecchi immobili che sono fuori mercato perché sono immobili vetusti che hanno la necessità di sistemazione con impianti ormai fuori da qualsiasi sicurezza anche eccetera. Però il problema è avere i fondi per poter riconvertire questi immobili e rimetterli sul mercato a canone calmierato. Però rubo una battuta, visto che la signora Grigolato è della CGIL, rubo una battuta della mia ex omologa del SUNIA di Treviso, la dottoressa Alessandra Gava, che ha detto una cosa sacrosanta. Il SUNIA sostiene naturalmente assegnatari e affittuari, però con onestà intellettuale ha detto: non possiamo fare carico del welfare
ai proprietari, tantomeno ai piccoli proprietari. Questi sono incarichi che vanno dati allo Stato, alla Regione, ai comuni. Concordo. Se no, noi piccoli proprietari abbiamo soltanto gli elementi sgradevoli del rapporto locativo e non abbiamo nessun vantaggio. Se dobbiamo pensare a tenere gratis l'inquilino che non paga, a pagarci le tasse su, eccetera, capisce bene che molti sono indispettiti, dicono basta, tengo la casa chiusa a chiave, se posso la vendo, se no la tengo là, ma non mi vado a impelagare con dei rischi. Però, che Bolondi, possono essere proprio a questo volevo arrivare. E lei ha spiegato molto bene, ma non è il caso di rivedere queste leggi o applicarle in maniera diversa, così non ci fasciamo la testa per anni, che se tu non paghi entro un determinato tempo vai fuori di casa, non hai più la possibilità di restare in quella casa? Perché io mi ritrovo telefonate di persone diversamente giovani che non riescono più a gestire questo appartamento da rumori, da insulti, da tutto. Allora gli amministratori non ci sono, non rispondono. Quando chiamano le forze dell'ordine dicono più di tanto non si può fare, dovete rivolgervi all'amministratore, molti proprio non rispondono minimamente e queste persone che sono anche piccoli proprietari, mi ha chiamato, non mi ricordo quando, una persona ha detto mi vedo costretta ad andare via, io qua non ci resisto più. Allora capisce che qualcuno dovrebbe anche ascoltare, perché qua parliamo di costi, di leggi, ma queste leggi non funzionano più, sono vecchie, perché il mondo è andato avanti e noi abbiamo bisogno di regole e qualcuno si deve mettere in testa che bisogna rispettare le regole che ci sono, non fregartene perché tanto la legge non mi farà niente, tanto ho la possibilità di non far entrare nessuno nel mio appartamento. Capisce che non si può continuare così a non vedere quella che è la realtà nel 2024. Noi abbiamo persone che sono veramente in grado di pagare e non pagano, che se ne fregano. Non parliamo di quelli che non possono, parliamo anche di quelli che possono pagare e non pagano le spese condominiali, allora cambiano amministratore sempre per tirare avanti. Cioè non si può andare avanti senza regole. Le regole devono essere rispettate da tutti, diritti ma anche doveri. Prego Bolondi. Beh, le rispondo con proprio due dati che sono significativi. Secondo lei quanto tempo ci vuole per eseguire uno sfratto a Treviso? Le faccio io la domanda. Anni. Quanto? Un sacco di anni, di preciso non lo so, non faccio il suo lavoro, ma tanto tempo sì. Allora, in questo tempo lei pensa che l'inquilino sfrattato paghi qualcosa? No, non paga niente. Quindi il problema non è tanto una questione di norme, secondo me, quanto di funzionalità della macchina pubblica. Se io devo aspettare mediamente almeno un anno per eseguire uno sfratto, perché la forza pubblica mi viene concessa dalla questura soltanto al terzo accesso e l'ufficiale giudiziario deve andare 3 volte a distanza di mesi l'una dall'altra, capisce bene che non è la norma. La norma dice lo sfratto esecutivo, l'inquilino se ne dovrebbe andare via subito. Ma se io poi invece ho bisogno di un anno per metterlo alla porta, si aggiunge danno a danno, spesa a spesa, perché poi le procedure esecutive come quelle di convalida di sfratto costano. Io faccio l'avvocato, i nostri iscritti hanno un trattamento ovviamente preferenziale, ma costa. No, ma scusa avvocato, no, ma scusa un attimo avvocato Bolondi. Allora, io dico che c'è lo sfratto esecutivo, leggo sfratto esecutivo e in effetti sfratto esecutivo, come lei ha spiegato, dovrei andare via subito. Ma poi c'è qualcos'altro che mi impedisce di attuare questo sfratto esecutivo. È là che deve cambiare, scusa Bolondi. Non è che deve cambiare la norma, io non conosco le norme e le regole perché non è il mio settore, ma è come mi diceva, io ho intervistato Nordio ancora quando non era ministro e quando si parlava di femminicidi, lui ha detto, le regole, cioè le leggi ci sono, il problema è che non dobbiamo cambiare leggi o dobbiamo fare prevenzione.
parlare di prevenzione. Allora, prima di mettere queste norme, vogliamo capire che dobbiamo fare prevenzione e capire dove dobbiamo regolare, perché così non si va avanti e si ferma tutto, perché è inutile che ci sia lo sfratto esecutivo se dopo entro un anno non riesco ancora a mandarlo via. Cioè non ci siamo proprio avvocato, c'è qualcosa che si ferma, perché? Perché la burocrazia, perché ci mettiamo dentro di tutto e di più, ma intanto l'inquilino fa quello che vuole, quelli che si comportano male, e il proprietario è con le spalle al muro. Questa è la verità. Grigolato. Ma è un cane che si mangia la coda, oggettivamente, perché mi rendo conto che tutto quello che ha detto l'avvocato è valido, nel senso, cioè non ho niente da eccepire. E il fatto è che appunto in penuria di appartamenti difficilmente lo sfrattato ne trova un altro, se poi è anche moroso doppiamente. Poi io credo che in tutto quello che abbiamo detto la parola che mi suona in testa è rispetto. Il rispetto delle persone, il rispetto della normativa, mentre ultimamente da dopo il Covid, no, che era stato detto saremo tutti migliori, credo invece di aver visto che siamo peggiorati nell'atteggiamento appunto del rispetto, nel senso cambio un attimo come dire, oggetto del discorso, ma per ritornare a questo discorso. In questo periodo c'è quel fenomeno per cui vengono tagliati i pali i pali dissuasori sì, esatto, delle cose dei limiti di velocità. Adesso si sono messi a tagliare anche i pali del cartelli di 30 km orari. Ora, e anche dei percometri. Esatto, o dei chiaramente. Tutto. Allora, perché questo? E sui social vengono inneggiati ad eroi, no? Perché questo? Allora, c'è una normativa, non ti piace, ma finché è quella normativa tu la devi rispettare, oppure devi attuare delle azioni ma che non implichino azioni di violenza, perché altrimenti, cioè io facendo quello non faccio altro che reiterare in altri la possibilità di rifarlo. Uso un termine, chi paga dopo? E pagano sempre gli ultimi, appunto, chiaramente. Ferma, perché abbiamo Francesco da Monselice, se non cade la linea vai Francesco. Buongiorno Buongiorno. Signorina. Senta, volevo dirle a proposito di ingiustizie sulle pensioni. Io ho saputo che le famiglie dove hanno 2 stipendi, se il marito prende 1.500 euro e la moglie prende 1.500 euro, gli hanno dato un aumento di 100 euro sia al marito sia alla moglie. Questo trovo un'ingiustizia, perché se invece lavora solo le famiglie monoreddito con 1.500 euro, hanno dato solo un aumento di 100 euro. Quindi aumenta la differenza fra le famiglie che hanno 2 stipendi e dalle famiglie che hanno un solo stipendio. E dopo per la televisione dicono bisogna aiutare le famiglie monoreddito, invece vengono aiutate le famiglie che hanno 2 stipendi. Dopo, come mai mancano gli artigiani? Perché i giovani non fanno gli artigiani? Perché il discorso è questo qui. Dicono che parlano di 9 euro all'ora di chi va a lavorare per i lavori poveri, però gli artigiani, quando io chiamo un artigiano per farmi un lavoro, vogliono dai 50 ai 100 euro all'ora. Allora perché non educhiamo i giovani a fare gli artigiani? E il costo della vita non è dovuto solo agli alimentari, ma è dovuto alla manutenzione delle case. E lei capisce che come fa la famiglia che prende 1.000-1.500 euro all'ora pagare queste cifre ai lavoratori, magari 1.500 euro all'ora, Francesco, magari. Grazie Francesco, molto chiaro. Allora risponde Bolondi, come fanno? Se faccio anche dei lavori poi sentiamo anche Grigolato. Prego Bolondi. Beh, non è una cosa che riguarda specificamente il mio settore. Vabbè, ma è anche un avvocato, dai, oltre il suo settore è anche una persona, un uomo che vive la quotidianità. No, credevo che fosse da collegare con l'aspetto immobiliare. Beh, sì, sicuramente le doglianze del signore che ha appena parlato sono più che fondate. E qui c'è un problema però di politica nazionale, nel senso che certe norme
sotto il profilo soprattutto fiscale dipendono da scelte prese a livello governativo, a livello parlamentare, quindi è là che va poi modificata la normativa. La leva fiscale è una leva sempre più importante, ma lo vedo tornando al settore immobiliare, anche a quello locativo. Gli accordi territoriali che prevedono, come dicevo, una cedolare secca al 10% sono stati una leva importantissima, perché il proprietario si accontenta di un canone più basso ma paga meno tasse, quindi gli restano in tasca più soldi di prima, e l'inquilino ha un canone più basso e quindi ha un vantaggio secco. Queste sono le riforme intelligenti che noi sollecitiamo, per esempio le stiamo sollecitando anche per le locazioni commerciali. Abbiamo parlato finora giustamente soprattutto delle locazioni abitative, ma ci sono tante ditte in difficoltà perché soprattutto nell'ambito commerciale hanno dei costi considerevoli. Se uno ha una dipendente, un affitto da pagare e poi le tasse, è oggi un eroe, un commerciante che riesce ancora a tirare avanti. Però se il proprietario avesse un incentivo fiscale tipo la cedolare secca della quale parlavamo sulle abitative, anche sull'uso diverso dall'abitativo, quindi per esempio il negozio, potrebbe anche abbassare il canone, meno tasse e meno canone. Quindi è un po' un inseguirsi degli aumenti, ognuno cerca di scaricarli dove può, e questa è la situazione. Però Bolondi, la telefonata di Francesco da Monselice non è così che non la riguardi. Lui ha detto, un piccolo proprietario, ad esempio coi bonus, che è stato truffato, che si ritrova veramente, io ne ho avuto di esempi, perché ne parliamo anche di questo, avvocato, speravo che lo iniziasse lei anche questo discorso, visto che è attualissimo, che si vede con le spalle al muro, non ha più i soldi per fare niente perché veramente è stato truffato in tutto e per tutto. Cosa fa? Chi è che lo protegge? Come fa a finire i lavori che non ha più soldi ed è lasciato in balia di avvocati, di tribunali? Vogliamo parlarne, perché questi sono piccoli proprietari, non sono i VIP che parlavamo prima. Com'è la situazione, visto che vediamo tutte queste gru? Ecco, perché tante gru, ma mi ricordo una responsabile di CGIL, facciamo i conti dopo di queste gru che vedete. Cosa ci dice Bolondi? Tante gru ma poche conclusioni di lavori, e questo è il punto, e moltissime persone che sono rimaste veramente scottate in maniera anche assai pesante, perché abbiamo visto quasi tutti i giorni scandali, imprese coinvolte, false fatturazioni. La tutela qual è? Sì, certo, c'è la strada penale per poi chiedere un risarcimento danni in sede civile, ma tempi lunghissimi, anche perché prima bisogna vedere l'esito del giudizio penale, e nel frattempo uno si ritrova magari il cantiere a metà e se vuole il completamento dei lavori gli tocca mettere 2 volte mano al portafogli. Quindi abbiamo avuto anche dei nostri iscritti veramente con delle esperienze drammatiche, solo che non c'è l'unica tutela potrebbe essere una copertura finanziaria da parte dello Stato, che però ha già detto con il super bonus abbiamo avuto un indebitamento che ci costringerà a fare i conti come bilancio per i prossimi 10 anni, ed in parte è anche la verità questa. Quindi la coperta è molto stretta, è difficile riuscire a trovare dei ristori per tutti. Ivano da Chirignago, ciao Ivano. Pronto? Pronto? Prego, prego. Mi scusi, no, perché un'amica di mia moglie, una signora, si chiama Christine, mi ha detto di chiamare lei perché lei aiuta anche riguardo delle patenti, capito? Riguardo? Mi conferma che mi hanno revocato, ci ha revocato la patente, diciamo di un'auto, no? Di un'auto che era ferma su un posto comunale, capito? Che
insomma, sì, giustamente insomma, mi hanno revocato questa patente, però il ricorso è stato fatto, hai capito? Però insomma io non ho la possibilità di pagare questo ricorso, capito? Perché mi hanno chiesto una somma un po' assurda, hai capito? Ti dico Sì, la ma verità. devi rivolgerti al tuo comune, ai servizi sociali, per vedere di riuscire a fare questa cosa, Ivano. Devi rivolgerti a loro perché loro sapranno come indicarti e dove indicarti, oppure anche la Caritas, non certo la sottoscritta, ma queste realtà che tu puoi, che ci sono anche a Chirignago, puoi vedere se riesci a risolvere questo problema. Grazie Ivano. Allora, come commentiamo Bortolato? Siamo in chiusura, tanti problemi, donne sempre in fila per cercare di salire la scala, ma quello che abbiamo capito... E tentare di reggere tutto quanto, cioè il lavoro di cura, un po' di lavoro cioè un po' di attenzione per la sottoscritta, nel senso che se penso sempre solo al lavoro e ai carichi di cura dovrei avere un po' di tempo anche per me. E però ritorno al ragionamento di prima, se posso, è la questione del rispetto. Io noto del rispetto delle regole, delle leggi e delle persone. Io noto che ce n'è sempre di meno e che quindi se invece, come dire, passasse questa logica del fidarsi un po' di più, è probabile che funzionerebbero un po' meglio le cose. Sto dicendo, forse vi pare che è probabile che qualcuno pensi che io dica delle banalità, ma non è così. Noi abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo intervistato alcune donne e alla domanda che cosa sogni, che cosa desideri, una parte consistente delle colleghe, delle lavoratrici intervistate hanno risposto maggiore rispetto. Quindi maggiore rispetto per me, per te e per la società di cui faccio parte. Sì, però Grigolato, è giustissimo quello che dice, ma se gli esempi che abbiamo il governo, dove abbiamo ministri che non pagano 60-70 multe, non le pagheranno mai, Mirella, e poi arriva il sindaco con la penale di questo povero Cristo che invece da 50 andava a 54, può fare ricorso ma non lo sa, è perché hai il 10% di percentualità che devi assolutamente non pagare. Aspetta che finisco, non pagare. Questo sindaco e questa polizia municipale che sa che questa multa non può essere pagata perché è nel giusto, perché la legge prevede che ci sia questa specie un po' di allungamento dei 10 km in più di orari, e noi ti manda allora sarebbe da denunciare il sindaco, la polizia che sa, perché tu leggi entro 3 giorni se non paghi, perché nessuno ha detto che puoi fare ricorso, e provate a mettervi in un ricorso a vedere se è così semplice, se è così facile come lo dicono. Capisci che è tutta una truffa, Grigolato, è tutta una truffa, perché non spiegano, e questi vogliono far cassa perché sanno che quella multa non deve essere pagata. E perché me la mandi? Perché me la mandi e non colpisci invece quello che va alta? Nella multa c'è scritto in caratteri piccolissimi, e per cui mi rendo conto che le paga e basta. Cospicua parte dei cittadini non riesce a leggere perché ha bisogno di rispetto. Dov'è il rispetto? Perché noi siamo lo Stato, il governo è un'altra cosa. Se alcuni parlamentari si fanno togliere le multe, sono persone che dovrebbero essere denunciate, cioè che la gente dovrebbe sapere che questi utilizzano questi sistemi, però io non è che le fanno togliere, non le pagano. Bene, allora la questione è che bisogna dirlo in pubblico e che la gente se lo ricordi al momento del voto. Invece non è così, perché la gente comunque premia i più furbi. Giustissimo, ed è vero, infatti la trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Allora, Presidente, come ci saluta e cosa vuole dire? Prego. Concordo molto con la valutazione della signora Grigolato, cioè sul fatto che è un sentimento comune quello della mancanza di rispetto, e mi faccia anche dire la consapevolezza, o meglio la supponenza di essere sempre delle vittime. Non è sempre così però in realtà, ognuno di noi ha dei diritti ma ha dei paralleli obblighi, e noi abbiamo proprio deciso, partendo da questa considerazione,
di fare 4 incontri in materia condominiale, sono partiti il 27 di gennaio e poi i 3 sabati successivi, proprio per capire meglio come vivere in condominio. Il condominio è una specie di micro società, di micro Parlamento, e dove possono emergere le pulsioni peggiori, ma dove può esserci anche una scuola per imparare quelli che sono i diritti, ma anche gli obblighi. E quindi concludo in questo modo: bisogna che tutti quanti, prima di protestare e prima di inveire contro gli altri, facciano prima un esame di coscienza retrospettivo e introspettivo, per capire se veramente queste contestazioni e queste doglianze siano giustificate. Grazie veramente a Marzio Bolondi, Presidente UPI Treviso, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, grazie anche a Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGIL Venete, però io dico che dobbiamo far pagare chi sbaglia, ecco, penalizzarli e non accanirci su quelli che assolutamente non dovrebbero pagare e li fanno pagare, perché i furbi ci sono anche nelle amministrazioni, purtroppo. Grazie, pubblicità. Quello che c'è dietro è davvero quello che il cuore ci spinge a fare. Allora noi siamo dei professionisti, lavoriamo ogni giorno, ma ci rendiamo conto che questo qui non basta se insieme non c'è questa empatia, questa forza che ci spinge a entrare in sintonia con le persone che curiamo e che ogni giorno trattiamo. Ora io oggi rappresento l'associazione AISVE, Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto. Cosa vuol dire avere una stomia? Stomia vuol dire avere un sacchetto sulla pancia dove materiale intestinale o la pipì o l'urina esce. Perché? Perché alcuni pazienti vengono operati e non hanno più le loro funzioni normali e regolari. Avere un sacchetto vuol dire cambiare la vita in maniera importante. Alcune persone addirittura si rifiutano di essere operate, preferiscono morire di tumore pur di non avere questo sacchetto. Allora noi oggi veniamo a portare una campagna che è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Incontinenti e Stomizzati, che è un sacco da raccontare. Un sacco è il sacchetto, e potete leggere lì delle esperienze nella mostra della stanza accanto, dove persone con questo sacchetto dicono: questo sacchetto ci ha cambiato la vita, ma non in peggio, ma in meglio. Allora, un sacco da raccontare, è perché con un sacchetto, con questa stomia, non si muore, ma si cambia in una vita diversa, dove le persone che vivono questa esperienza possono ancora dare tantissimo. E allora noi a Treviso abbiamo un centro nazionale riconosciuto di terzo livello per curare queste persone che prima non avevano nome, non avevano un luogo dove andare. Noi abbiamo creato una casa. Quando vengono questi pazienti, poi darò anche la parola alla dottoressa Chan, che è la coordinatrice del centro, dicono: abbiamo trovato una casa dove venire, una casa in ospedale che abbiamo creato per loro, e questo ci riempie davvero di una immensa soddisfazione. Quindi Mirella, il nostro impegno come professionisti sanitari, ma come persone e come uomini, è quella di essere sempre al fianco, per quello che possiamo, in tante difficoltà che ce ne sono ogni giorno, a fianco dei nostri pazienti. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui oggi, come lo è sempre ogni volta che Mirella ci invita in queste manifestazioni. Come diceva il dottor Santoro, noi oggi portiamo qui la nostra un po' esperienza nei confronti di questi pazienti, che non sono solo pazienti che hanno bisogno di un supporto medico e infermieristico, ma soprattutto di un supporto psicologico. I nostri pazienti sono famiglia, noi per loro siamo famiglia. Abbiamo aperto le porte con le associazioni anche che ci supportano e ci aiutano in questo percorso, e speriamo ogni giorno di dare una speranza in più a persone che pensano che la loro vita sia finita e che sia cambiata in maniera radicale. Cerchiamo di farlo con il cuore, cerchiamo di farlo con la nostra esperienza e cerchiamo di farlo con tutti quanti voi che ci date una mano, ci supportate e ci aiutate a percorrere questa strada difficile. Grazie ancora per questa bella giornata, grazie ancora Mirella per quello che fai.
Ed è con noi il dottor Giulio Aniello Santoro, responsabile centro incontinenza e stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Santoro di essere qui. Saluto, vediamo se è collegata anche Erika Stradiotto, coordinatrice sociosanitario ISRA. Eccola qua la nostra Erika Stradiotto, che ringraziamo per questa bellissima mostra, che è proprio un ricordo fantastico di questi quadri, però con delle persone che vivono in queste residenze. Vedrete che belli, un successo enorme. Grazie veramente Erika, anche al direttore Giorgio Pavan, che partecipa sempre a Villa Margherita Inclusiva. Allora iniziamo proprio dal dottor Santoro. Abbiamo sentito, ecco, l'importanza di conoscere, di non aver paura, di metterci la faccia, di curarsi, di fare prevenzione. È vero, più prevenzione, meno pannolone è il mio slogan. Prego Santoro. Allora, innanzitutto Mirella, grazie per l'invito, saluto i telespettatori e l'ospite che ha invitato. Mi ha emozionato di vedere questo così servizio recentissimo, perché poi dopo l'inaugurazione della mostra è stata 2 giorni fa, domenica scorsa, e l'iniziativa che tu hai proposto, le associazioni abbracciano le associazioni, è un'iniziativa importante e di grande responsabilità. Il messaggio che tu hai voluto dare è questo: non si può andare avanti da soli, isolati, ognuno per la propria strada. Per essere e per avere forza ed avere una voce importante bisogna fare gruppo, bisogna fare squadra. E allora le associazioni, che sono già un insieme di più persone, vengono a abbracciare le altre associazioni per avere più forza e dare più significato ai messaggi importanti sociali che si vogliono dare. Quindi davvero grazie per questo. Io ho rappresentato domenica l'associazione Incontinenti e Strumentati del Veneto, AISVE, che riunisce 7 altre associazioni a livello regionale, e è un'associazione di pazienti che hanno l'incontinenza e hanno la stomia, questo famoso sacchetto di cui si parlava nel servizio. E questo sacchetto è stato utilizzato, proprio il termine sacchetto, per lanciare una campagna nazionale tramite la FAIS, che poi dopo è l'Associazione Nazionale di Incontinenti e Strumentati, che si chiamava Un sacco da raccontare. Per cui un sacco che poi appunto vuol dire tante cose da raccontare, ma col significato di questo sacchetto che le persone hanno. Allora, questa campagna Un sacco da raccontare è stata poi dopo espressa in delle foto molto belle con pazienti che noi abbiamo portato e sono esposte lì a Villa Margherita. Cosa vuol dire un sacco da raccontare? Un sacco da raccontare vuol dire che queste persone, che come dici tu sono diversamente abili. Vediamo anche le immagini, dottor Santoro, di Villa Margherita, di questa bellissima mostra fotografica che durerà tutti i fine settimana del mese di febbraio, ma poi allungheremo anche a marzo. In un posto splendido, è davvero bello già soltanto visitare la villa, e a maggior ragione durante questa mostra che tu hai organizzato. E diciamo questo, che queste persone con questo sacchetto incontrano e rinascono in una nuova vita e in una nuova dimensione. Avere il sacchetto vuol dire aver passato e aver sconfitto delle malattie, nella maggior parte dei casi tumori, per i quali queste persone vengono operate e che impongono la necessità di confezionare una stomia. Ora, queste persone che attraversano queste difficoltà così grandi riescono ad avere forza per andare avanti proprio nell'associazionismo, e perché vedendo l'esperienza degli altri, trovandosi in gruppo e in comunione, hanno davvero la sensazione che non sono soli, ma che hanno un gruppo di persone e di amici che li sostengono e li aiutano ad andare avanti. Allora salutiamo anche Erika Stradiotto, guardando queste bellissime invece immagini in questa mostra fotografica Villa Inclusiva, mostra dell'ISRA. Ogni vita è un capolavoro. Allora vediamo anche le foto, grazie, le immagini. Prego Erika Stradiotto, comunque un successo enorme, qualcuno non conosceva questa realtà. Ecco, cosa è successo? Avete messo questi nostri diversamente giovani, come li chiamo io, anche se il dottor Pavan li chiama vecchi o anziani,
anziani, io no, li chiamo diversamente giovani, però guardate, queste sono le persone che vivono in queste residenze, ecco, che rappresentano ognuna il quadro. Prego Erika. Sì, Mirella, è proprio come hai detto tu, quindi abbiamo voluto trasformare i nostri residenti, i nostri anziani in protagonisti, perché quello che cerchiamo di fare è anche di aiutare le persone ad avere una prospettiva diversa sulla vecchiaia e soprattutto sulle persone anziane che vivono nelle strutture, perché il nostro messaggio è che la vita non finisce, che la vita va avanti e che queste persone hanno tantissimo da raccontare e attraverso l'arte sono riusciti a mandare un messaggio di bellezza e di poesia, mi auguro, a tutti i cittadini. Soprattutto quello che ci rende più orgogliosi è che nessuno di voi distingue se queste persone hanno una demenza, non si può capire se queste persone camminano o non camminano perché l'arte è inclusiva e l'arte è bellezza e queste persone sono belle nonostante l'età, nonostante le loro situazioni personali. Questo è il messaggio forte che vogliamo lanciare con questa mostra e che ci inorgoglisce, ecco, molto. Allora, pensate che se tutto questo è stato realizzato è merito di questi educatori, di questi addetti ai lavori, di queste giovani donne, come vedete, che hanno a cura queste fragilità, possiamo chiamarle così, Santoro, certo, e che cercano veramente di accompagnarli in percorsi importanti. Guardate che quasi tutte le persone che ammiravano queste fotografie, cioè, ma sono vere, ma chi sono, ma non è possibile, ecco, sono riuscite a realizzare questo sogno che magari ogni persona aveva nel suo cuore, pensava di essere veramente un capolavoro, perché i nostri anziani sono dei capolavori, vero, certo, Santoro? Certo. E voi anche aiutate, ecco, col lavoro del dottor Santoro riuscite anche ad arrivare a loro, certo, perché sono loro che hanno quasi sempre questi pannoloni, anche se la realtà è diversa, perché iniziamo ad avere problemi anche in persone giovani. Certo. Qual è la realtà? Allora, io volevo agganciarmi, no, a quello che la campagna della dottoressa Stradiotto, ogni vita è un capolavoro, perché una ulteriore campagna sempre della FAIS è stata Siamo un'opera d'arte. Che campagna era? Tramite il patrocinio del Ministero della Cultura con quello della Sanità, delle opere d'arte quali ad esempio la Venere del Botticelli o alcune sculture di Michelangelo e altre opere d'arte sono state leggermente modificate aggiungendo il famoso sacchetto. E questa campagna Siamo opere d'arte è una campagna nazionale che ha visto proprio riconoscere nel nostro centro di Treviso un'esposizione per cui noi abbiamo un quadro di questa campagna Siamo un'opera d'arte proprio all'ingresso del nostro centro. Perché? Qual è il messaggio? Di non vergognarsi. Sono persone anziane, sono persone con fragilità, sono persone con problematiche anche importanti. Non vergognarsi, perché ogni vita, ed ecco la bellezza di quello che si diceva anche della campagna della dottoressa Stradiotto, è un capolavoro. Ogni vita è un'opera d'arte, sempre e comunque. E quindi il messaggio è questo qui, non ci si deve vergognare, noi proprio supportiamo i pazienti, anche tanti pazienti anziani che molte volte credono che la loro vita sia finita, dandogli sempre un messaggio di speranza e talvolta basta poco per ridare entusiasmo alle persone. Molto importante quello che ha detto il dottor Santoro, ma anche con Re Carlo d'Inghilterra abbiamo visto, sembrava una banalità questa prostata che ormai si cura quasi giornalmente e anche velocemente, invece poi ecco la prevenzione anche qua, quanto importante è la prevenzione, dottor Santoro, perché se tu la fai riesci anche grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnologia anche in molti casi di guarire addirittura. Prego. Assolutamente, assolutamente. La prevenzione è proprio la cosa più importante in assoluto. E la prevenzione poi si sviluppa in tre forme, perché c'è una prevenzione cosiddetta primaria, una prevenzione secondaria e una prevenzione terziaria. La prevenzione primaria è la più importante di tutte, cioè la prevenzione primaria vuol dire non far proprio sviluppare la malattia. Perché? Perché se sappiamo ad esempio che il fumo fa venire il tumore al polmone, non fumare non lo fa sviluppare. O ad esempio sappiamo che alcuni consumi di determinati tipi di alimento possono aumentare il rischio di tumore. Allora la prevenzione è evitare che una malattia si sviluppi, primaria.
La prevenzione secondaria è quando una malattia purtroppo si sviluppa, ma trovarla e intercettarla in una fase estremamente precoce per poterla curare al massimo e ottenere una guarigione completa. Arriviamo poi alla prevenzione terziaria, che sono per le malattie più avanzate, e quindi magari dopo terapie, dopo interventi, cercare di supportare anche attraverso esercizio fisico, riabilitazione, questi pazienti in modo tale che abbiano una qualità di vita il migliore possibile. Dottor Santoro, quanto importante è l'esercizio fisico? E queste persone che hanno anche queste problematiche, ne possono uscire e fare il loro lavoro quotidianamente? Cioè sono impediti, oppure grazie anche alla tecnologia, perché qua bisogna parlare anche di tecnologia, perché scienza, ricerca, ma quando esci di casa hai bisogno della tecnologia. A che livelli siamo? Allora, l'esercizio fisico è molto molto importante ed è importante perché aiuta il benessere psicofisico del corpo e non c'è età diciamo, che limiti un esercizio fisico. È chiaro che ci sono delle attività fisiche che a seconda dell'età si possono fare o è meglio non fare e con alternative dal punto di vista di attività fisica, ma non c'è limite. E quello che un'altra idea che ci è venuta e stiamo portando avanti è quella della famosa palestra della salute, che è stata inizialmente proposta dal dottor Sarzo, che è il medico dello sport e segue i pazienti con problematiche cardiologiche, quindi ha creato questa palestra della salute e noi l'abbiamo un pochettino così copiato in senso buono, perché i nostri pazienti con queste problematiche di disturbi intestinali, urinari, di dipaimento pelvico possono avere la possibilità anche fuori dall'ospedale di continuare questa attività fisica. Noi a livello ospedaliero abbiamo i fisiatri, abbiamo il servizio di medicina fisica e riabilitativa, quindi offriamo un servizio importante che la chiamiamo terapia, perché anche quella è terapia. Chiaramente una terapia non medica, non chirurgica, ma una terapia riabilitativa. Però dopo il ciclo di terapia i pazienti devono continuare un'attività e un esercizio e questo non può essere offerto chiaramente dall'ospedale, non abbiamo le capacità di seguire un così grosso numero di pazienti. Allora l'idea che noi abbiamo avuto è di creare sul territorio, e in questo voglio ringraziare il sindaco Mario Conte e anche gli assessori che ci hanno permesso di trovare e identificare una palestra. Noi abbiamo iniziato a fare questa attività, però ecco, speriamo di incrementarla in modo tale da presentarla proprio ufficialmente alla popolazione. Molto importante. Allora invece adesso andiamo all'ISRA e andiamo a vedere questo progetto ISRA Intelligenza Artificiale Anziani e poi lo commentiamo con Erika Stradiotto, coordinatore sociosanitario ISRA. Smartwatch, un tablet ed una serie di sensori domotici installati in casa. Come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per aiutare le persone con decadimento cognitivo. Parte dall'ISRA l'innovativa sperimentazione che coinvolgerà 20 persone over 65 che vivono sole e sono già seguite dall'assistenza domiciliare. Fino a settembre verranno monitorate a casa grazie a questa nuova piattaforma ed un'app integrata che prevede un piano personalizzato di interventi, dall'esercizio fisico alla stimolazione cognitiva fino alla verifica da remoto dell'alimentazione o dell'assunzione di farmaci, il tutto per potenziare le capacità residue e cercare di garantire all'anziano un invecchiamento nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. Attualmente nella Marca si stimano 10.000 persone con decadimento cognitivo accertato, ma probabilmente sono molte di più, soprattutto nelle fasi iniziali. Il progetto mira prevalentemente alla prevenzione. Quindi anche persone che possono sentire i primi segnali di una fragilità di memoria, della incapacità di programmarsi bene le giornate, con questo tipo di progetto possono far emergere queste difficoltà e incanalarle verso anche un diritto ad una diagnosi e ad una cura appropriata. Quindi noi ci aspettiamo di intercettare anche dei casi iniziali o addirittura preclinici. Un progetto che rappresenta un concreto tentativo di evoluzione dell'assistenza domiciliare. E dopo settembre questa piattaforma entrerà nella disponibilità di ISRA, perciò di tutta la collettività. Noi auspichiamo, in collaborazione con lo numero 2, di riuscire a raggiungere più utenti anche nei paesi più distanti dai centri ospedalieri e riuscire a dare una mano a queste persone senza creargli grosso scompiglio.
Allora, Erika Stradiotto, come commentiamo? Intanto complimenti sempre per quello veramente che fate, siete proprio all'avanguardia, non c'è niente da fare, cioè vedono molto lungo, sono degli illuminati, veramente. Prego. Ma allora direi che il servizio spiega bene l'iniziativa. Ci ricolleghiamo a quello che diceva prima il dottore, nel senso che è una presa in carico della comunità, no? Quindi l'obiettivo è quello di far vivere il più a lungo possibile le persone a casa loro e metterle nelle condizioni di vivere una vita di qualità. Quindi la istituzionalizzazione non è più l'unica strada, quello che cerchiamo di fare, aiutati dalla tecnologia, è quello di fare in modo che queste persone possano rimanere a casa loro e vivere felici. Quindi una volta tanto, insomma, la tecnologia ci aiuta in questo, in una presa in carico collettiva. Però quello che noi dobbiamo anche capire è che ce la mettete tutta, però le risorse, come ha detto il dottor Giorgio Pavan, ospite a Sveglia Veneti diverse volte, mancano le persone, ma però quelle che ci sono, io devo dire, siccome questi giovani vengono visti sempre in maniera diversa, non nella maniera giusta, invece all'interno di questa RSA ci sono delle persone giovani, bravissimi, competenti, che prendono proprio cura, diventano quasi la famiglia di questi diversamente giovani. O sbaglio, Erika? È proprio così, Mirella, la nostra è una missione, quindi insomma siamo la famiglia che molti di questi anziani non hanno e quindi siamo qui, siamo la loro voce e vogliamo che siano felici e che siano soprattutto accompagnati in un'esistenza dignitosa, come è giusto che sia. Io ho avuto anche il primario di geriatria dell'ULSS 2, il quale ha fatto fatica, era anche un po' imbarazzato nel dire che molte volte gli stessi familiari tendono a far rimanere questa persona diversamente giovane più del tempo necessario perché non vogliono portarlo a casa o si vedono molto poco. Faceva fatica a dirlo, ma io l'ho aiutato molto, devo dire la verità, perché io parlo, io non ho problemi di dire le cose come stanno, perché ci sono familiari e familiari. E invece queste fragilità hanno bisogno di un aiuto concreto, direi quotidianamente, proprio per le fragilità che hanno. O sbaglio, Erika? Com'è la situazione? Così mi sento di dire che però le famiglie sono molto in difficoltà e quindi vanno sostenute le famiglie che si prendono cura delle persone anziane, non possiamo lasciarle da sole, ci sono alcune patologie come la demenza che mandano in burnout un intero sistema familiare, quindi noi abbiamo il dovere di proteggere chi si prende cura. Questo è l'altro grande filone, insomma, che cerchiamo di seguire. Che è molto le famiglie importante, non possono essere abbandonate. Visto le fragilità che hanno, ma poi diventa anche una fragilità anche psicologica. Pensate, io quando, Erika lo sa, che venivo, qualche volta se riuscirò ancora a venire purtroppo, a vedere queste realtà mi trovava più di qualche volta all'ingresso della scalinata questa persona in sedia a rotelle che aspettava questo figlio, questo nipote che magari non arrivava mai, ma speriamo che qualcuno sia arrivato. Ecco, perché per loro era già un qualcosa in più. Ecco, solo vederlo, anche una mezz'oretta, ecco l'importanza che avete fatto e qua veramente dovrebbero premiarvi anche in periodo Covid, di cercare di non far mancare niente a questi anziani, a queste persone che veramente meritano tantissimo per il loro vissuto, per la vita che hanno fatto. O sbaglio, Santoro? Ecco, questi capolavori, questi scrigni magici che abbiamo, che non ci ricordiamo magari e che poi faremo anche noi, perché tutti quanti c'è un inizio e c'è anche quel percorso, o bene o nel male, ma c'è. Prego, Santoro. Sì, no, quello che diceva la dottoressa Stradiotto e l'esperienza anche che tu hai portato, la viviamo anche noi tante volte, perché le patologie colpiscono prevalentemente gli anziani e sappiamo che è così, no? Dopo gli 80 anni i rischi di avere tante problematiche, nel caso specifico anche tanti pazienti che noi abbiamo con incontinenza, è chiaro che aumenta in maniera esponenziale. Però devo anch'io confermare il fatto che vedo invece le famiglie presenti. Vedo le famiglie presenti, vedo talvolta davvero tanto amore di familiari per i propri genitori, per i propri parenti, ed è vero che questo è già ed è anch'essa parte della terapia, perché una persona sola non reagisce come una persona che si sente sostenuta e che si sente amata. Quindi
Lì dove chiaramente le famiglie non possono, per tante difficoltà anche oggettive, noi per quello che possiamo come sanitari cerchiamo di trasmettergli questa fiducia, questa speranza e di fargli sentire in qualche maniera persone che non sono sole. Ora, lo dicevamo prima, il centro noi che abbiamo realizzato e aperto a Treviso funziona un po' da casa per queste persone. C'è un ambiente familiare dove talvolta queste persone vengono comunque a salutarci anche se non hanno visite da fare. Dice, ma passiamo di qua, abbiamo piacere di venirvi a salutare. Che è una cosa davvero bella e che ci dà anche a noi entusiasmo e voglia di andare avanti nonostante tutte le difficoltà. Allora, come concludiamo, Erika Stradiotto? Intanto vediamo questo video che è molto importante, proprio girato domenica a Villa Margherita, poi lo commentiamo. Allora, questi sono gli ospiti delle RSA del nostro territorio, dove gli educatori li hanno vestiti, guardate, sono proprio loro, guardate quanto belle sono queste foto, guardate loro, l'impegno che hanno messo, guardate. Io penso che l'ISRA, il direttore Giorgio Pavan e tutta la squadra hanno fatto un lavoro meraviglioso. Guardate come vogliono farsi ricordare i nonni, le nostre nonne, e sono gli ospiti delle RSA. Chi avrebbe mai detto? Proseguite anche su quella stanza perché merita veramente che guardate questi nonni meravigliosi che forse abbiamo allontanato un po' troppo presto e forse li andiamo a trovare forse troppo poco. Allora, dottor Santoro, cosa vuole dire a Erika Stradiotto, ma soprattutto a questo ISRA, questo direttore che una ne pensa e 100 ne fa, ma con l'aiuto e la collaborazione di tutte queste persone? Beh, innanzitutto complimenti, perché è molto emozionante. Ora commentavo con te, dico, quasi sono più belle delle opere originali. Perché ogni esatto. Foto aveva il quadro che lo riproduceva. Perché sono quadri importanti, no? Abbiamo visto quadri di Caravaggio, c'era Klimt, c'era Rembrandt, Werner, Antonello da Messina, cioè, quindi tutti quadri estremamente importanti, ma con dei volti nuovi, rivisti, dei volti bellissimi, che hanno una dignità enorme. Quindi questa idea davvero è molto bella, e quello che è il messaggio, ogni vita è un capolavoro, è vero, è vero. Ora si parlava di tecnologia, mi hai fatto la domanda, voglio riagganciarmi per quello che l'ISRA sta facendo con l'intelligenza artificiale. La tecnologia
è importantissima, ha fatto passi da gigante, ma non dimentichiamoci che dietro a ogni macchina c'è l'uomo, perché la macchina non va avanti da sola. La macchina va avanti perché dietro c'è qualcuno che la fa andare avanti, qualcuno che l'ha pensata e qualcuno che l'ha realizzata e qualcuno che la riesce a far esprimere. Quindi la tecnologia ha senso solo perché dietro adesso c'è l'uomo e c'è l'essere umano. Allora, Erika Stradiotto, a distanza di tempo, ecco, rivedere questa mostra che ha girato un po' anche la nostra città, ma non solo, fra poco verrà portata anche in un altro location. Prego, Erika. È sempre una grande emozione, Mirella. Io ti ringrazio perché è sempre commovente vedere la fierezza di questi anziani e vedere il loro lascito, no? Io in questi quadri vedo la loro anima. Tra l'altro molti di loro non ci sono più, ma ognuno ha interpretato se stesso al meglio, e quindi sono d'accordo col dottor Santoro, forse sono più belli loro degli originali, e anche se l'ho vista ormai 100 volte, ogni volta mi commuovo, mi emoziono, e spero che questo sia quello che il pubblico si porta a casa quando esce da una mostra così. E vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Grazie a te, Erika, e a tutta la squadra che ha permesso che questo avvenga, perché è stata una mostra ed è una mostra molto importante. Allora andiamo a vedere associazioni a Villa Margherita. Mirella Tuzzato, andiamo a vedere. Penso che noi già, tutti quanti qua, siamo già una forza. Le associazioni che si abbracciano l'un l'altra e i genitori di ragazzi e ragazze morti in incidenti stradali che nell'allestire la mostra dal titolo Ricordare confidano di essersi sentiti meno soli. A Villa Margherita l'ennesimo evento promosso dall'instancabile Mirella Tuzzato e dai suoi volontari. Barbara, mamma di Davide Pavan, morto a 17 anni, racconta il dialogo con la sua omonima, mamma di Jessica Fragasso, che di anni ne aveva appena 20. Cosa hai ricordato, Barbara? Lei mi diceva: mi sono ricordata quando facevamo i lavoretti per i nostri figli all'asilo. E allo stesso tempo eravamo là con la colla che attaccavamo a tutti i titoli e le foto dei nostri figli uccisi nelle strade. A volte la solitudine non è solo uno stato d'animo, come ha raccontato Gina, mamma di Valentino Polato, ora alla guida di un'associazione per dare un futuro al nipotino. Non ci aiutano, non ci aiuta a trovare un lavoro alla mamma, non ci aiutano nei comuni, nelle istituzioni, né niente. Tante dunque le associazioni presenti, ognuna con una propria mission e un impegno nel sociale, come Penelope, che si occupa di persone scomparse. L'impegno è ovviamente verso le famiglie, ma l'impegno è anche perché le istituzioni e chi deve agire nelle proprie competenze agisca nel modo corretto e soprattutto nell'immediatezza. Non sentirsi abbandonati in qualsiasi situazione, anche la più tragica, è questa la chiave e questo lo scopo di iniziative come l'evento a Villa Margherita. Ci fa soffrire un po' meno sapere che comunque c'è qualcun altro e ci capisce, perché non è facile capire il dolore che prova due genitori che hanno perso i figli. Parole importanti, dottor Santoro, parole che devono far riflettere, non ci ascoltano, non ci aiutano, molti amministratori non riescono a venire in supporto di queste famiglie. Ecco, lei vive i drammi anche di queste famiglie, perché delle volte anche diagnosticare anche un tumore, un cancro, addirittura poi dirlo alle famiglie non è sempre facile, ci vuole anche un'umanità. Io mi ricordo, dottor Santoro, quel ragazzo che ho avuto in sedia a rotelle, un paralimpico, che ha detto: nel momento che mi hanno detto che non camminavo più mi sono sentito un numero, una persona, perché di fronte non avevo una persona umana. Purtroppo è successo questo e l'appello che ha fatto ha detto: cercate di avere umanità quando date queste notizie che veramente ti sconvolgono, non riesci più a capire se sei vivo o sei morto, se ce la farai. Invece poi grazie all'umanità, anche alla fisioterapia, a tutte queste cose che lei ha detto molto bene, grazie a questa ricerca, scienza, riuscite ad arrivare, però ci vuole anche tanta umanità, perché sono persone e in quel momento sono fragilissime. Non tutti però hanno quel tatto, dobbiamo dirlo anche, dottor Santoro. Ecco, c'è qualcosa che non è più il medico, ma è un qualcosa che hai tu come uomo, come persona. Beh, diciamo che sì, hai ragione, cioè il nostro ruolo
è chiaramente un ruolo medico e scientifico, però non solo questo. E allora il famoso rapporto medico-paziente si basa su quella empatia di cui parlavamo inizialmente, perché la fiducia che si instaura tra il paziente da una parte e il medico dall'altra è il passo più importante e addirittura superiore alle terapie che si faranno. È chiaro che talvolta anche noi non riusciamo a mantenere il distacco dal paziente quando ci sono problemi e malattie così importanti, no? E io quello che vedo, e davvero anche mi interrogo, vedo un'età in cui si sviluppano i tumori sempre più precoce. Ho avuto adesso anche in cura ragazzi con i tumori del colon retto, dell'intestino, già a 28 anni, 30 anni. Non si vedevano prima queste malattie e questi tumori a età così precoci. E sempre di più si sviluppano in età giovanile. Perché questo? Non lo sappiamo, la scienza sta studiando, ci sono motivi ambientali, motivi di radiazioni ancora che paghiamo, il Covid che ci lascia ancora strascichi, non lo sappiamo, però noi osserviamo e osservando vediamo che l'età dei tumori si sta drammaticamente abbassando. Ed è chiaro che, devo dire, pur nel rispetto di quello che dicevamo, cioè dell'anzianità, però comunicare a un giovane di 28 anni una malattia rispetto a una persona molto anziana, è chiaro che anche a noi dà un impatto emotivo diverso. È molto importante. Allora, volevo dire a Erika Stradiotto, che ha chiamato Lino da Mantova complimentandosi per questa bellissima mostra. Ecco, volevo dirlo perché se anche Lino non è riuscito a parlare, volevo dirlo che ha chiamato e si è complimentato e ha detto veramente bella tutta quanta la mostra. E do la parola a Luigi da Verona. Ciao Luigi. Buongiorno Mirella, buongiorno, buona giornata. Buongiorno caro. Come dice il nostro segretario Michele Favero, la vogliamo ministro del welfare, meglio di lei nessuno può farlo. Ok, senta, parliamo visto la tematica della trasmissione di ieri sera su Rete Veneta Focus, incidenti stradali. Qui siamo le solite perché pochissimi rispettano la distanza di sicurezza. Questi sono i risultati. Vanno adottate misure urgenti, distanza di sicurezza di almeno 50 metri per i mezzi pesanti. Autoveicoli in generale che viaggiano oltre 50 km in caso di nebbia con visibilità di 20 metri e ritiro immediato della patente. Poi dicono che la causa della nebbia, la causa è di chi è incosciente e corre anche se non vede a 20 metri. La causa è nella testa di chi non ce l'ha. Irresponsabilità totale, far capire che non si guadagna tempo viaggiando appiccicati. È un compito non facile far capire a chi è sordo, solo una minoranza è attenta e prudente. Non facciamo i fenomeni, non troviamo scusanti. Accendere i neuroni. Il dopo è maledettamente tardissimo. Gli altri hanno il diritto sacrosanto di vivere, Mirella. Allora basta parole, bisogna adottare sistemi concreti e reali. Grazie Luigi, salutiamo anche Verona questa mattina, come vedete chiamano dappertutto, ma veramente grazie perché sono persone che ascoltano e voglio dare anche il loro supporto. Allora Erika Stradiotto, ecco il prossimo step quale sarà? Dove andrete? Cosa farete? Ma diciamo che la mostra ha visitato ormai gran parte dell'Italia, è stata a Trieste, a Vicenza, a Torino, la prossima è a Padova. Quindi insomma stiamo visitando varie città, ce la richiedono da moltissime parti, è tutto sold out almeno fino alla primavera inoltrata.
E questa è una bellissima notizia, perché avete capito che ce l'hanno anche fatta, hanno raggiunto l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, cosa non da poco. Grazie a Erika Stradiotto, coordinatrice sociosanitaria ISRA, perché mica ha scritto coordinatore, non so. Allora, dottor Santoro, come ci saluta invece lei? Cosa farà prossimamente? Allora, se mi permette, volevo fare un commento. Prego, veloce perché siamo in chiusura. Lui dice aumentiamo, intensifichiamo le punizioni. Posso dire che probabilmente bisogna cambiare punto di vista, dobbiamo aumentare l'educazione, non le punizioni, perché le punizioni ci stanno. Il rispetto. È di rispetto, per cui aumentare l'educazione dalle scuole, attraverso le campagne pubblicitarie, aumentiamo l'educazione delle persone. Perché le punizioni non sono certo le punizioni che impediranno a persone non educate di continuare a fare sbagli. Io come ti saluto intanto ringraziandoti ancora una volta, dicendo che l'entusiasmo che tu ci trasmetti ci aiuta tantissimo e ci dà sempre nuove emozioni per continuare ad andare avanti. Spero di poter ritornare per sviluppare quel progetto della palestra di cui ti parlavo, e così questo possa essere un servizio davvero a tutta la cittadinanza. Grazie anche al dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile centro incontinenza e istomie. Grazie a tutta l'ISRA, a tutti, tutti siete veramente bravissimi, meravigliosi. Grazie, se non ci Mirella. foste dovremmo veramente inventarvi, questo va detto, perché lo meritano tutto. Grazie, la posta di Mirella. L'inauguration, l'apéro, ça doit être ça. C'est pas la nouvelle, hein.